Io lontano da te, pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la capanna scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome, il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, nemmeno il tuo amore ritrovarmi. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù. Io e te, io e te. Eh sì, un grande amore e niente più, questa bellissima canzone di Peppino Di Capri per far ricordare, per rivivere queste emozioni di questi genitori che hanno perso i loro figli. Io sono convinta che ne parliamo molto poco. Vediamo l'incidente, l'intervista alla mamma, al papà, ai fratelli, qualche familiare, qualche amico, poi cala il sipario e non sai più niente. Ci sono processi, alla fine vedi questi familiari sconvolti, dicono non è giustizia, ma che giustizia è questa? Non vedo mai familiari o pochissimi che dicono finalmente ho avuto giustizia, è la giustizia che volevo. Allora io penso che questi genitori vanno ascoltati, perché sono dolori talmente immani che non passeranno mai, sono dolori atroci, ma soprattutto far capire che bisogna che qualcuno faccia qualcosa, ed è la politica che siede nella stanza dei bottoni, che può cambiare le cose, che può fare prevenzione, che può anche essere vicina a questi familiari distrutti e sconvolti. Delle volte basta anche una telefonata, invece questo non arrivo pochissimo. Io penso di aver avuto un genitore che ha detto sì, sono stata aiutata, mi sono stati vicini, ma tutti gli altri? Quante vittime della strada ci sono? Quante morti sul lavoro ci sono? Quanta solitudine c'è negli anziani, nei giovani? Allora ne parleremo questa mattina con due mamme meravigliose che hanno deciso di metterci la faccia. Prima partecipando a Villa Margherita Inclusiva,
con le associazioni, abbracciano le associazioni per ricordare, poi vedremo anche le immagini, ma soprattutto per far capire a voi, a casa, l'importanza anche di un saluto. Come ha detto la mamma di Davide Marchetto ieri mattina, Ute, ha detto: fermateci per strada, io ho piacere quando mi fermate, mi salutate, perché vuol dire che voi avete capito il dolore, che questa persona è ancora presente, che è mio figlio, e parlarne, anche se piango, che non è una vergogna piangere, vuol dire che questo mio figlio o mia figlia è dentro di me e voi la state ricordando, perciò è solo un piacere. Ve lo dico perché noi molte volte siamo chiusi, non neanche per cattiveria, ma abbiamo paura di disturbare, che il nostro saluto non venga accolto bene perché vuol dire rivangare i ricordi. No, non è così, ve lo diranno questa mattina sia Barbara Vedelago, mamma di Davide Pavan, vittima di incidente stradale. Ciao Barbara, grazie di essere qui, ma anche un'altra Barbara, Barbara Rizzotto, mamma di Jessica Fragrasso e zia di Sara, veramente, che hanno perso la vita in questo incidente stradale assurdo fatto da una persona ubriaca che non si è fermata, che è scappata, che era il telefonino, che di tutto e di più. Allora inizierei proprio da Barbara Rizzotto. Allora Barbara, c'è stato il processo, c'è stata la sentenza, cosa vuoi dire questa mattina e cosa vuoi dire ai nostri telespettatori e telespettatrici? Quello che voglio dire è che anche se questa persona qui comunque è stata condannata a 7 anni e è stato messo in galera, comunque 7 anni di carcere non sono niente per quello che lui ha fatto. Ha ucciso 2 persone, ha rischiato di ammazzare anche 2 bambine piccole e era alla guida in stato di ebbrezza con il telefonino in mano e a una velocità di 180 km/h. Perciò io credo che 7 anni siano niente per questa persona qua. E comunque anche se lui va in carcere, per noi il dolore continua per tutta la vita. Non passerà mai questo dolore qui. Mai. Quindi quello che tu poi oltretutto Jessica era figlia unica o sbaglio? Jessica era figlia unica e poi mia nipote Sara con queste 2 bambine ancora da crescere e è una vita rovinata per tutti quanti noi, per tutti quanti noi. E, quello che si cerca di far capire, ma che vedo che la gente non capisce, che deve rispettare i limiti di velocità, che deve andare piano per strada, che deve comunque non usare il telefono alla guida, che comunque bisogna fare attenzione quando si è alla guida. Io l'altro giorno ero per strada, stavo guidando, davanti a me arriva un furgoncino che aveva il giornale aperto nel volante mentre guidava. Io dico: dove può andare a finire quel furgoncino lì? Dove può andare a finire? Va addosso a persone che poi vanno magari per la loro strada come andavamo noi quel giorno e perciò questo io dico, rimane solo tanto dolore e tanta rabbia, perché rimane la rabbia che poi queste persone non pagano come dovrebbero pagare, ecco. Allora Barbara, un'altra cosa che volevo chiederti: quando è stata letta questa sentenza, come ti sei sentita? Cosa hai provato nel sentire 7 anni, 2 vite che non torneranno più, che avevano tutto il diritto di vivere? Se questa persona, come hai detto tu, non avesse fatto tutti questi reati, perché non ne ha fatto uno, ne ha fatto molti, pensate 7 anni, che poi tra la buona condotta, tra tutte le storie che ci saranno, se sarà in carcere 2 o 3 anni saranno tanti, se no addirittura i domiciliari. Ecco, cosa hai provato quando hai sentito questa sentenza? Io ho provato tanta rabbia. Allora, Barbara Vedelago, invece mamma di Davide Pavan, lasciamo che Barbara Rizzotto respiri perché è difficile metterci la faccia. Guardate, io veramente sono orgogliosa e onorata di averle conosciute, di averle ospiti, ma così devo fare, se no non andiamo avanti. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo che è quello di avere giustizia. Abbiamo creato Villa Inclusiva e le associazioni abbracciano le associazioni per questo, se no cosa stavamo a fare? Allora, Barbara Vedelago, intanto ricordiamo Davide Pavan, questo ragazzino meraviglioso, vittima di un incidente stradale, ed è sempre la solita musica, questo poliziotto, perché era un poliziotto,
che non ha capito, ubriaco, non ha capito l'importanza, come che dice Barbara Rizzotto, di mettersi alla guida, specialmente forze dell'ordine, ecco, in uno stato ottimale, che sai benissimo cosa hai fatto, cosa hai bevuto, cosa può incorrere, cosa può succedere, però il problema è che pagano sempre quelli che non c'entrano niente. Tuo figlio, ecco, raccontiamo la tua storia, Barbara. Mio figlio è stato falciato. Quanti anni aveva tuo figlio? Mancava un mese a 18 anni, un mese e un giorno. Mio figlio è stato falciato, perché questa è la parola giusta, da una macchina guidata da un poliziotto ubriaco. Ha superato i limiti di velocità, ha invaso completamente la corsia opposta, la macchina si è fermata per inerzia dopo 90 metri, ha falciato mio figlio, nel quale praticamente ha colpito il parabrezza davanti della macchina, la capotta, ha fatto un volo in alto, è stato trascinato quasi, morto. E la sentenza è stata 3 anni, 6 mesi, 10 giorni. Non ha fatto un giorno di carcere. Un giorno non l'ha fatto. Gli sono state riconosciute le attenuanti perché era la prima volta, perché così, perché colà, hanno sempre i loro perché. Io credo che per noi, ma neanche l'ergastolo non è giustizia, perché la giustizia vera e propria in questi casi è che chi si mette al volante in guida in stato di ebbrezza deve finire lui in cimitero, non gli altri. Mio figlio andava a 44 all'ora, non aveva bevuto, non ha mai assunto droghe. Dovevano esserci loro al posto dei nostri figli, quando alla fine loro hanno le loro mamme che saranno anche un po' disperate per quello che avranno fatto, forse, invece noi ce li piangiamo ogni giorno. E mi chiedo sempre, e questo credo che anche Barbara condivida il mio pensiero, cosa dobbiamo aspettare perché le cose cambino? Cioè, deve succedere a qualche politico, Esatto. a qualche giudice? Vorrei vedere se fosse il figlio di Salvini, la figlia della Meloni. Vorrei proprio vedere. Le leggi cambierebbero in corso d'opera, sicuramente, ma con questo non voglio dire che io gli auguro chissà che cosa, però credo che, insomma, è ora di farla finita, è ora che ci siano delle sentenze esemplari. Chi sbaglia paga. Abbiamo Lele Mora e Corona in carcere da anni e chi hanno ucciso loro? Nessuno? Ma bisogna mettere in carcere, è vero che le carceri sono piene, ma bisogna mettere in carcere chi uccide. Perché non è un incidente stradale, cioè non ha fatto manovra e ha preso per sbaglio un malore. Cioè chi si mette alla guida in macchina, in guida in stato di ebbrezza, secondo me è da considerare quasi è dolo. Cioè uno sa che va incontro a un qualcosa che non va bene, quindi non è un incidente normale, non è da considerare un incidente normale, secondo il mio punto di vista. Forse parlerò perché hanno tolto parte del mio tutto praticamente, quindi perché io fortunatamente ho un altro figlio, ma non basta. Non è la stessa cosa. Io ne avevo 2. Allora, quello che voglio farvi capire, ma io lo so che siete bravi a casa, che io non faccio queste cose per avere visibilità o far crescere l'audience. Io faccio queste cose perché, come ha detto sia Barbara, le due Barbare, le due mamme, queste vogliono giustizia, non quella che c'è adesso, quella che veramente fa pagare, come ha detto Barbara, è chi sbaglia, chi toglie la vita. Ma com'è possibile che la vita umana abbia un prezzo se sei un figlio, un parente, un zio, un fratello? Ognuno ha un prezzo, un cugino.
Sbaglio, Barbara? No, cioè, condivido. vi rendete conto? Hanno fatto un prezzo della vita umana. Invece, come dicono queste mamme, di mettere veramente una pena certa, seria, ma veramente che dia giustizia, perché queste persone non torneranno più. Loro possono rifarsi una vita. E come possono rifarla? Perché hanno i genitori, molti hanno i familiari. Ecco, ma queste mamme, questi genitori non vedranno più i loro figli e questi ragazzi e ragazze non potranno più rifarsi una vita perché gliel'hanno tolta. E queste mamme stanno proprio gridando giustizia, per questo stiamo facendo queste cose. Ma siccome in politica contano i numeri, perché se sei da solo è la dimostrazione, ce l'ha sia Barbara Rizzotto che Barbara Vedelago, non vai da nessuna parte, No. la pacca sulla spalla, anzi se arriva anche quella, ma poi niente più. Invece i numeri fanno paura. Abbiamo visto quei trattori, hanno cambiato completamente, avevano detto di no, è diventato sì, perché i numeri fanno paura. E allora faremo anche noi qualcosa, decideremo anche noi. Se vogliono i numeri noi li avremo. Qual è il problema? Invece di fare la raccolta di firme per le elezioni, faremo i numeri per andare a sedere di fronte a questi governanti e far capire che devono cambiare registro, perché questo stiamo parlando non di numeri o di terra o di vino, stiamo parlando di vite umane. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Vladimiro, cioè, mi inserisco un attimo nel discorso. Ciao caro Vladimiro, scusami sai Vladimiro ma non avevo capito. Nessun problema, vado velocemente. Pronto? Sì, prego Vladimiro, ti sento. Ecco, allora mi pare che questa cosa qua, l'errore principale è buttarla in politica o in partitica, cioè questo è un discorso che è prettamente civico, di orgoglio civico. Una delle caratteristiche più brutte che ha questo Stato italiano è che i vertici è abituato che davanti a tutte le manchevolezze, i comportamenti sbagliati, gli errori che fa lo Stato, il pubblico, loro si aspetta sempre che i cittadini reagiscano in modo rassegnato, passivo, se possibile silenzioso. E quando i cittadini, come per esempio il discorso che nella tua zona, in alcuni paesi, si furti a raffica, no? La gente comincia a ripensare, ad arrangiarsi da soli con i vecchi ronde, subito in fuori lo Stato che blocca la faccenda. Cioè fa veramente rabbia questo comportamento, perché due mamme, ma quel papà che a Longarone ha fatto morire il suo bambino di 2 anni perché aveva lasciato la marijuana o lasciarsi in giro, quell'altro a Roma che ha ucciso il bambino perché si faceva i selfie no, in macchina, anche quello lì, nessuno dei due è in carcere, ma purtroppo queste lamentazioni finì in questa maniera. O anche dire, come ha detto una delle due mamme, voleva vedere se fossero uno dei vostri figli, non cambia nulla, cioè qua veramente o la gente, i cittadini, i civici decide di reagire in maniera dura, unita, precisa per obbligare lo Stato a funzionare bene, perché quello è lo scopo che dovrei arrivare, cioè non da essere il cittadino, gli altri a dover fare giustizia, ma che sia lo Stato che funzioni bene. Questo è il punto d'arrivo. Ma questo qua che vuole una mobilitazione, un orgoglio dei cittadini che deve partire dalla loro cultura, dalla loro morale, dalla loro mentalità e non dalle leggi o dalla cultura, quella prevalente, che deve imporre alla fine allo Stato di funzionare bene. Purtroppo i partiti, quasi tutti, ultimamente queste cose qua non lo sa garantire, cioè non riesce a garantire che lo Stato funzioni bene, cioè che dia i servizi e anche la giustizia come che deve essere. Perché qualche apparenza, qualche spunto in giro, qualche sindaco, qualche personaggio, ma e questa è la caratteristica, cioè o i cittadini reagissero col proprio orgoglio per obbligare lo Stato, la funzione pubblica a funzionare, oppure non cambierà nulla, se no bisogna reagire individualmente, cioè senza lo Stato,
Al momento mi non vedo soluzioni diverse. Grazie, scusa, ciao. Grazie Vladimiro. Vuoi iniziare tu, Barbara, come commenti le parole di Vladimiro? Io non sono d'accordo, no, proprio... Neanche io. Proprio Sinceramente non sono d'accordo nemmeno io, perché io penso che queste cose qua si capiscano esattamente quando ti succedono, perché a sentire parlare è successo questo, è successo quell'altro, uno non si rende conto di quale sia la gravità vera della cosa, e quando ti toccano personalmente che si capisce. Mi spiego? Cioè, Certo. Io dico, se a qualcuno dei politici toccasse nella propria pelle di perdere un figlio o qualcuno di veramente caro, forse direbbero magari è il caso di rivedere qualche legge, secondo me è così, perché altrimenti nessuno fa niente, perché non tocca a loro. Non tocca a loro. Perfettamente d'accordo con quello che sta dicendo Barbara. Io dico sempre, il dolore di un lutto è come un vestito, è di chi lo indossa. Brava. Lei può capire il mio perché siamo nella stessa situazione e viceversa, però se non si è dentro a questo vestito, tanto tocca sempre, finché tocca a quello a fianco, non tocca mai a noi. E si ha anche la presunzione di dire, beh, tanto finché succede a quello più vicino, non tocca a me. E quindi si ha anche la cultura, beh, non toccherà a Miami, come si parla qua in Veneto, no? Puareto che se tocca, puareto. Finché c'è che altro. Esatto. Allora, io invece, Vladimiro, ti ho detto subito che non sono d'accordo, perché tu hai detto lo Stato. Lo Stato siamo noi. Però nello Stato c'è il governo che è un'altra cosa, ed è il Parlamento che legifera, ok? Perché i giudici applicano le leggi, però fatte in Parlamento. In Parlamento non ci siamo noi, non ci sono queste mamme, non ci sono le associazioni che rappresentano questi fatti terribili. Ci sono avvocati, lo dico sempre, commercialisti, ecco. Qualcuno anche non ha mai lavorato perché la politica è diventata un lavoro, anzi non vuol più andare a casa, vuol stare in eterno perché è così. Mentre lo Stato che siamo noi, la maggioranza dei casi vuole un governo che lo tuteli, perché sennò cosa servono le elezioni? Cosa servono che andiamo a votare, a delegare, se poi quelli che deleghiamo non fanno quello che ha bisogno il Paese, vogliamo noi, compresa la giustizia? Esatto. Perché ci sono anche il ministro della giustizia, o mi sbaglio? Ci sono sottosegretari. Chiedete se qualcuno ha chiamato queste mamme. Le vedete qualche volta, qualche rara volta, alla morte di qualche figlio importante. Certo. Perché questo lo dico io e dico, ma guarda te, perché questo figlio era il figlio di, e allora l'istituzione arriva. Ma avete visto le istituzioni importanti anche del territorio? Per carità, non possiamo mica arrivare al governo a Roma, ma anche del territorio. Una telefonata. Ho dovuto io chiedere a qualcuno che Barbara Vedelago sa di fare questa telefonata come donna, come mamma, perché lo ritenevo veramente importante per Barbara anche essere ascoltata, capire che qualcuno la stava ascoltando. Ma doveva venire qui e raccontare la storia per far capire l'importanza anche di una telefonata, di un ascolto, di un abbraccio, perché non è che chiedano chissà cosa. Sapere che il figlio o la figlia sono ricordati, per loro è fondamentale. È quello che abbiamo fatto a Villa Margherita Inclusiva, dove queste mamme hanno ritagliato queste foto con dolore immane. Barbara diceva, mi sembrava essere a Natale quando ritagliavamo le cartoline, ecco, facevamo le letterine, i lavoretti per i nostri figli, assieme. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Buongiorno signora Milena, sono Sebastiano Ciao D'Abano. Sebastiano caro, ciao. Buongiorno, intanto io a queste due mamme gli mando un bacio affettivo. Bravo. Grazie. E io sono d'accordo con queste due mamme. Purtroppo c'è una ingiustizia, cioè ti uccidono i propri figli e lo Stato che fa gli dà 7 anni, 6 anni, buona condotta, non buona condotta. Cioè, ma questo è quando noi diciamo i giudici applicano la legge, non è così, guardate, perché a volte sento il giudice dipende come interpreta la legge, come interpreta il reato.
Noi abbiamo visto pochi giorni fa un signore extracomunitario a Bologna tenta di violentare una donna, questa lo denuncia tutto, una giudice pure donna che fallo libera perché non è stato preso in fragranza di reato. Cioè, ma noi siamo alla follia. Questi giudici sa cosa dovrebbero fare? No, i giudici bisogna toglierci intanto la scorta ai politici e camminare con le proprie macchine, non con le macchine che sono blindate e prendono la corsia preferenziale. Tu devi camminare sulla strada e devi avere la stessa paura che abbiamo noi di uscire nelle proprie case, perché è facile uscire con la scorta e essere protetto. A queste due mamme gli hanno dato l'ergastolo perché per tutta la vita, poverini, saranno senza i propri cari, senza i propri figli. Cioè, ma ci vogliamo mettere in testa? Quando sento dire che dobbiamo svuotare i carceri perché sono pieni, ma non mi interessa, li mettiamo come pollai detenuti, perché non è che quei due poveri figli di queste due mamme l'hanno voluto l'incidente, perché poi hanno la fortuna che tutti questi alcolizzati che fanno l'incidente, loro rimangono vivi e quelle che non c'entrano niente muoiono. Perché io dico, se sei alcolizzato e ti vai a schiantare, muori tu, non me ne frega niente, sinceramente. Ma quando tu uccidi una persona che non c'entra niente dell'incidente, allora così mi fa male, perché dopo tu avrai l'avvocato bene, che pagherai bene, e lo liberano. Ma questi avvocati non si vergognano, e questi giudici non si vergognano a liberare subito questa gente qua. Questi devono stare in galera, buttare le chiavi, e quando sento dire per buona condotta, bene, io ti do 30 anni, se ti comporti bene tra 30 anni esci, se ti comporti male ne fai 35. Magari. Quello dovrebbero fare, ma intanto finché capita a noi poverini, gente normale che si alza la mattina e va veramente a lavorare sul serio, purtroppo quella è la giustizia. Mi scusi, gli mando sempre un caro abbraccio a queste due mamme. Grazie. E perdonatemi per lo sfogo. Buongiorno, grazie Sebastiano, signori. caro, grazie, hai fatto bene, perché vogliono proprio questo, ecco, sentirsi vivi, sentire che i loro figli ci sono ancora e vengono ricordati nella maniera giusta. Andiamo a sentire anche l'intervento di Barbara Vedelago nel ricordo di questo suo figlio meraviglioso a Villa Margherita Inclusiva. Allora, siamo con Barbara e suo marito, questa perdita enorme di questo adorato figlio. Cosa vuoi dire, Barbara? Quanta difficoltà anche a riuscire a esserci, ma a rivivere quei momenti anche ritagliando queste foto, prego. Sì, è stato difficilissimo, praticamente non soltanto venerdì che abbiamo allestito questa parete qua, ma tutta la settimana precedente a ritagliare gli articoli del giornale, ripercorrere minuto per minuto quei 10 giorni appena morto Davide. È stato veramente tanto doloroso. Poi abbiamo allestito io e la mamma di Jessica questa parete qua. A un certo punto ci siamo proprio guardati in faccia, proprio nello stesso momento, e ci siamo chiesti: cosa hai ricordato, Barbara? Lei mi diceva, mi sono ricordata quando facevamo i lavoretti per i nostri figli all'asilo. E allo stesso tempo eravamo là con la colla che attaccavamo a tutti i titoli e le foto dei nostri figli uccisi nelle strade. Quindi sì, a una certa parte il dolore è tanto, vediamo che comunque ci accomuna, cioè, è bello, ci fa soffrire un po' meno sapere che comunque c'è qualcun altro e ci capisce, perché non è facile capire il dolore che prova due genitori che hanno perso i figli, è proprio un dolore forte. Abbiamo in linea Rinaldo. Ciao Rinaldo. Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Innanzitutto vorrei salutare anche a mamma. Ciao Mirella e buongiorno. Vorrei salutare anche la mamma
De Battistetti, morto sul lavoro. Va bene, che neanche uno va buono, è la verità. E questi signori, i processi, è un suo diritto, quello di sapere come che va a finire. Non gli fa un piacere nessuno. È un diritto civile che ha lo Stato verso queste persone. Se non devo essere massa morbidi con questa gente, meno che il cavaliere neanche è patente, che il cavaliere man, così non va più da nessuna parte. Ma di cosa se non devo parlare? Poveretti, niente da sbagliare, ti sei imbriaco, ti guidi, ti sa cosa che ti fa e ti corri a 150. Ti dà sbagliato, ti vai in galera, ma qua ho 7 anni, così è vergognoso, ma non solo che dovevano gli altri italiani, veneti, insorgere per queste robe che c'è qua, perché non è giusto. Chi che io per tutta la vita ricordo di un figlio morto, un figlio che ti ha fatto fatica tirando grande sul più bello, non muore per una malattia, per uno che è imbriaco. Quello che sta in galera stabile e neanche a dare buona condotta di cosa. Siamo bisogna che si vergogniamo. E la politica, gli va a fare il ponte di Messina, mette a posto queste robe qua, spende miliardi. Non che la gente per fare i processi, metti compra presidenti, robe, metti a posto i tribunali. È vergognoso che un processo di una persona che ha perso un figlio dura 4-5 anni. Va bene? No, vergognoso, ancora di più. Ma guarda, non capisco, non che sei un politico degno di fare il politico, quando che traccia queste robe, questi sono i problemi del popolo, e anche a questi, e soprattutto a questi. Bisogna che si attorga fuori, chi trova il sistema di stare vicino a questa gente, e in più chi risolve il problema, in maniera che possa stare un pochettino tranquillo, perché queste signore qua che ha avuto queste po' di disgrazie, li avrà per sempre, ti ha capito? Non che fra 6 mesi si smentica. Il signor ricorderà per tutta la vita. Dai, è una vergogna, vergogniamoci tutti quanti e domandiamo scusa a queste persone, in genocchio tutti gli altri veneti, perché quando che ti capita anche a me delle robe simili a queste, e giustamente ti capisci quando che ti era a passare, se no non ti capisci. Però bisogna che ti medesimi, se ti sei un genitore, che ti ha figli piccoli, ma dai, non ne più parlare. C'è troppi anni che succede queste robe e non riesce a metterle a posto. E è una vergogna, una macchia grande, va bene, che abbiamo solo da vergognarsi. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, grazie pubblicità. Siamo con Barbara Vedelago, mamma di Davide Pavan, vittima di incidente stradale, Barbara Rizzotto, mamma di Jessica Fragasso e cugina di Sara, e zia di Sara, queste 2 ragazze meravigliose che non ci sono più, con 2 bambine piccole da crescere. Guardate, questi sono, come dice Rinaldo, i problemi che hanno tante famiglie. Adesso cosa faccio? Dove vado a parare? Come sarà la mia vita? Perché cambia dalla sera alla mattina, non è più la tua vita, è un'altra vita. Forse qualcuno non si rende conto che non sarà mai più la vita che facevi prima. Avete visto il marito di Barbara Vedelago, avete visto questo dolore, il papà di Davide, questo dolore muto dentro che non riesce ancora a metabolizzare, a parlare. Ecco, questa mamma che deve parlare anche per lui, perché la voce non esce a questo uomo, il dolore è immenso, come ha detto Ute ieri mattina, mio marito non ce la fa ancora a venire a parlare, è troppo grande il dolore. Cosa sono 12 anni rispetto alla vita di tuo figlio che potresti fare con lui tutti i giorni? Abbiamo Maria da Bovolenta, ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno alle 2 signore Barbare là. Ecco, io volevo darle un abbraccio forte, grande con il cuore.
e questa cosa qui è una roba tremenda, ma è una guerra proprio continua con questi ubriaconi e cose, e droghe che prendono questo e quest'altro, e dopo li sospendono la patente per 6 mesi, stabile dovrebbero prenderla, non dargliela più perché sono pericolosi, ne fanno ancora dopo, ne uccidono sempre. Non si può andare avanti così, insomma, che queste famiglie devono patire le pene dell'inferno, perché non è una cosa che vola via così, le restano stabili, hanno il cuore insanguinato con questi figli che li prendono. Ma io non lo so, insomma, gli danno le patenti ancora dopo, devono tirarli alla via stabile, che deve essere una legge che se fai una cosa così, allora vedrete che ne succedono un po' di meno. Ecco, io penso, io le faccio i miei sentite condoglianze alla signora di quel bambino, guarda, ma è una cosa tremenda e basta. Ma perché li rubano così i figli di questi mascalzoni? E anche uno di legge a proposito, che bel esempio che le ha dato. Io se ero lui mi dava una fucilata in testa, ma dai, andiamo, va là. È una cosa incredibile, Signore mio, guarda, vi abbraccio forte, forte, perché è un dolore, immagino, guarda, che dolore grande. Pregare Cristo che non ti succeda. Ecco, questo bisogna pregare. Va bene, cari signori, vi saluto, un abbraccio, e alla signora Barbara le dia un bacino alle nipotine. Grazie. Che ho visto il papà dalla Mirella e ho parlato anche con lui. Ecco, va bene signore, vi ringrazio e scusate dello sfogo perché questi sono delinquenti assassini. Ecco, vi saluto, ciao Mirella e buona giornata a tutti voi. Ciao cara Maria. Allora adesso io vorrei vedere questo servizio e sentire cosa ne pensano queste mamme di questo locale chiuso perché i ragazzi erano andati in coma etilico. Andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo con queste due mamme, le due Barbare. Ha bevuto la notte di Capodanno tanto da sentirsi male. Protagonista è un 16enne che ha dovuto poi ricorrere alle cure sanitarie a causa dei troppi drink bevuti all'interno del bar 98. Sul posto è giunta un'ambulanza del SUEM 118 che ha portato il ragazzino in coma etilico in ospedale a Treviso. Il questore Emanuela De Bernardin, dopo gli accertamenti, ha firmato un'ordinanza imponendo al locale la chiusura per 5 giorni a partire dal 14 febbraio. Il bar, secondo quanto ricostruito dagli ispettori della sezione amministrativa della questura, avrebbe servito alcolici a minorenni per tutta la sera di Capodanno, molti tra i 15 e i 17 anni, come riferito da alcuni testimoni. L'intenzione della questura è quella di aumentare i controlli nei locali del centro storico sensibilizzando i gestori. La titolare del bar, sanzionato, ha preferito non parlare a microfono. All'esterno del bar 2 studenti, frequentatori del locale, con fare stupito, ci dicono: No, a noi no, perlomeno. Io sempre, noi no. Quindi a voi non hanno mai servito? No. Chiedono sempre solo a la maggiorenni. carta? Sempre chiedono anche la carta di solito. Chiedono la carta? Sì, il documento di identità, sì. Quindi non è... No, sempre giusti. Il provvedimento al bar 98, hanno fatto sapere dalla questura, si è reso necessario soprattutto per tutelare in via preventiva e cautelare gli interessi pubblici primari, quali la sicurezza e l'ordine pubblico, intesi in senso ampio anche come sicurezza alla salute e al benessere della collettività. Seguirà la messa in campo di ulteriori dispositivi ed iniziative da parte della questura di Treviso nei confronti dei locali ed esercizi pubblici del Trevigiano, tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, nonché a garantire in primis la sicurezza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Casini. Allora, sentiamo anche proprio cosa ne pensano queste mamme che sanno cosa vuol dire perdere i loro figli. Questo locale chiuso 5 giorni. Allora, il questore De Bernardin ha applicato, anche per rispondere a Vladimiro da Rovigo, le leggi
perché lei può applicare la legge che ha a disposizione, anche perché dopo questi ci sono gli avvocati che se manca un pelo si aggrappano subito, e perciò questo è quello che prevede la legge. E allora lo Stato, che siamo noi, Vladimiro, è impotente. Cosa posso fare io? Ecco, se questi ragazzini si mettono al volante dei motorini, perché non serve avere 18-20 anni per guidare i motorini, oppure anche in bicicletta vanno a caso con i monopattini e causano un incidente, una disgrazia. Dopo chi paga? Sono minorenni? Ecco, cioè è sempre colpa di qualcuno e il cerino continua a passare, i processi vanno avanti, durano anni con sofferenze terribili, perché rivivi ogni volta quella disgrazia. Cosa vuoi dire, Barbara Vedelago? Che torniamo sempre al discorso iniziale, sono leggi che non vanno bene, perché appunto il questore ha applicato la legge, 5 giorni sono pochi, e poi io mi chiedo, ma come si fa ancora a dar da bere così tanto ai minorenni? Già gli adulti, ma purtroppo sotto c'è sempre un giro di soldi, purtroppo, sempre. Qua in Veneto regna la patria del prosecco, secondo me anche quello fa la sua parte. Livio da Padova, vai Livio! Ciao, mi associo al dolore infinito delle 2 mamme. Grazie. E capisco, è una tragedia immane, è un dolore che resterà tutta la vita. Ma tu l'altro giorno c'era il procuratore Fogliadelli Mirella, no? Sì. Si è mai preoccupato quel procuratore, quando ha sentito di morti come queste qui che è successo, di fare una telefonata di cordoglio alle vittime? Non solo Livio, non solo, ma ha partecipato a convegni, ha ascoltato le mamme, Paola Conte ad esempio, che era in rappresentanza dei familiari vittime della strada. Infatti Paola lo nomina sempre l'unico vicino a queste persone, a queste mamme, ma poi anche lui doveva applicare le leggi fatte in Parlamento. Livio, prego. Vabbè, insomma, va bene, d'accordo, va bene. E allora la pena giusta sarebbe non la pena capitale, sarebbe il carcere duro per tutta la vita, sempre. Carcere duro per tutta la vita. Questa sarebbe una pena equa, diciamo, no? Anche se ovviamente la perdita del figlio è un dolore che non riesce mai, ma ci vorrebbe appunto un carcere duro, un ergastolo duro per tutta la vita, senza se e senza ma. Dunque, questo ci vorrebbe, questa sarebbe la soluzione più giusta, più... Adesso io mi chiedo, questo ministro Nordio, no, alla giustizia, che cosa fa? Dovrebbe lui proporla questa cosa del carcere duro, l'ergastolo per tutta la vita. E lui non fa niente, non riesce a fare niente, diciamo, anche per dare un conforto a queste mamme, a questi dolori, insomma, a queste tragedie. Ecco, di nuovo mi associo al dolore, perché potrebbe succedere a ognuno di noi. Ognuno di noi potrebbe succedere questa tragedia. Perciò il dolore di tutti noi, che potrebbe succedere anche a noi, si unisca a loro e le conforti in qualche modo. Ecco, grazie. Grazie Livio, allora andiamo a vedere anche l'anniversario di Jessica e Sara e lo commentiamo con Barbara Rizzotto. Andiamo a vedere questo triste anniversario. Ventuno. Di ver mia nipote, tutte e due, una e una due. Oggi è il 30 gennaio. 2 anni. Quello è il papà di Sara. Non c'è un ricordo di mia figlia e di mia nipote, solo questo rimane.
Il tempo non lenisce il dolore, ma lo trasforma. Nonna Loredana tocca con emozione i rami dei 2 alberi piantati oggi a Conegliano per ricordare la nipote, Sara Rizzotto, morta insieme alla cugina Jessica Fragasso in una sera d'inverno lungo la strada che le avrebbe portate a casa. Era il 30 gennaio di 2 anni fa. Le giovani cugine e in auto anche le figlie di Sara, miracolosamente sopravvissute allo schianto. Davanti a loro la 500 guidata dai genitori di Jessica. All'improvviso un fuoristrada piomba sulla loro auto, trasformandola in una trappola mortale. Alla guida c'è Dmitry Traikov, imprenditore bulgaro di 62 anni, tenta la fuga dopo l'incidente, ma i carabinieri lo rintracceranno fino a casa. La perizia cinematica depositata pochi mesi dopo rivelerà che l'uomo, risultato anche positivo all'alcol test, era alla guida ad una velocità di 180 km/h con il cellulare in mano. Condannato in primo e secondo grado a 7 anni di reclusione, Traikov si trova ora in carcere. Più difficile risulterà per le famiglie ottenere invece un risarcimento, tanto che la Corte d'Appello stabilì il sequestro preventivo dei beni dell'imprenditore. In carcere, mentre le famiglie di Jessica e Sara continuano a piangere le loro ragazze, il ricordo questa mattina davanti alle scuole che hanno frequentato, a stringersi accanto a loro anche qualche insegnante. Una parola fondamentale è l'amore, che non deve finire mai, e dopo ricordarle, perché bisogna tenerle sempre vive queste 2 ragazze. E cerchiamo di fare il meglio possibile per ricordarle. Le lacrime non si fermano mai. Mai, mai. Questo è un messaggio che vogliamo dare perché queste cose non succedano più e non succedano sempre, ogni giorno. Queste vittime giovani che avrebbero avuto tutta la loro vita davanti ancora. Allora, non so se Jessica riesce, Barbara, vedi, ti chiamo Jessica, come vedi Jessica, come commenti questo servizio? Ma soprattutto l'ho chiesto anche a Ute ieri mattina, lo so che sono domande difficili, ma io le devo fare se voglio raggiungere l'obiettivo che insieme riusciremo forse con questa goccia nell'oceano a cambiare, iniziare a cambiare le cose. Cos'è che ti manca di più di tua figlia? Tutto. Tutto, Mirella, tutto. Capite perché faccio queste domande? Ma qualcuno sa cosa vuol dire, cosa provano, a distanza anche di tempo, di anni. Un giorno vuol dire anche 100 anni, non cambia niente per questi genitori. Dobbiamo cambiare queste regole del gioco assurde, i prezzi, i processi, i patteggiamenti, lo sconto di pena, la buona condotta, chi ne ha più demetta. Ma queste persone che non ci sono più, che non hanno voce e che i loro genitori devono affrontare questi processi eterni e non trovare mai giustizia. Io faccio queste trasmissioni con queste ospiti sperando, e guardate che non è facile per me, neanche per me, per loro poi no, non immaginate neppure, però loro ci credono che le cose possono cambiare mettendoci la faccia. Allora è proprio per rispetto di queste facce, di questi genitori che speriamo di cambiare le cose. Questo è quello che vogliamo, ci siamo proprio promessi di fare con Villa Margherita Inclusiva, riunire queste associazioni, questi genitori, tutti per uno per tutti, per cercare di avere i numeri per poter cambiare le cose. Barbara, cosa vuoi dire? Cosa ti manca di tuo figlio? Viverlo. Cioè, come ha detto lei, tutto, che vuol dire viverlo, manca sempre tutto. Manca tutto. Ti alzi la mattina, apri la porta, speri sempre come quel papà che mi ha detto, sai Mirella, eravamo quei familiari vittime della strada, lo racconto spesso a voi, telespettatori, telespettatrici, mi ha detto, sai Mirella, quando preparo la tavola io metto sempre il suo posto completo e guardo sempre la porta sperando un giorno che quella porta si apra, mio figlio entri e si sieda a questa tavola, pensate, questa tavola apparecchiata tutti i giorni, queste stanze perfette, perché io le ho viste, non manca niente, sono rimaste là intatte, guai a toccare qualcosa. Perché per queste mamme, per questi genitori, quando aprono queste porte, loro ci sono, i loro profumi, i loro vestiti, i loro giocattoli. Ecco, come diceva
Barbara Vedelago, vorrei che qualche politico che ha fatto queste leggi, che ha firmato in Parlamento, forse in quel momento, se riuscisse a capire l'importanza di entrare al mattino su queste stanze e per sperare di sentire ancora questo odore meraviglioso di mio figlio che solo io riconosco, perché solo voi riconoscete questi profumi, questi odori. Forse magari la firma non la metterebbe o direbbe cerchiamo di cambiare perché queste cose non vanno bene. Questo è l'appello che faccio questa mattina. Ringrazio tantissimo Barbara Vedelago, mamma di Davide Pavan, vittima di incidente stradale. Saluto anche il marito di Barbara e il papà di Davide. C'è un'altra telefonata, allora prima di salutare Barbara, vediamo chi c'è in linea. Ciao Giusy cara. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, non ho parole per dire niente a quelle due mamme, non si sa più cosa dire, nessuno fa niente. Ma io mi chiedo, ma questo sconto di pena che li fanno dentro nelle carceri, ma perché si comportano bene? Ma cosa dovrebbero fare dentro in una cella che si comportano bene? Cosa devono fare per scontare la pena? Questo non lo capisco, perché tu hai sbagliato, devi farlo anche se ti comporti bene e se sei educato con i tuoi carcerieri. No, non capisco questa cosa qua, lo sconto di pena. Ma hai ammazzato gente, hai fatto di tutto e di più, come quelli Mirella che adesso hanno chiuso il locale. Ma se io ho un locale che vedo dei ragazzi ubriachi, perché devo dargli ancora da bere? Io chiamo i carabinieri e che si arrangino loro. Non posso dare da bere se li vedo ubriachi, perché dopo sai che vanno per strada, si uccidono, vanno addosso agli altri. Ma questa legge deve essere cambiata, ragazzi, cambiata di tutto, perché hanno fatto le leggi tutto al contrario per noi cittadini. Non lo capisco questo, non sono capace di capire e andiamo avanti così. Signore, vi ringrazio, vi saluto. Grazie Giusy. Allora, intanto guardiamo le locandine di questa mostra fotografica a ricordare a Villa Margherita, perché sono locandine importanti, le abbiamo fatte tutti assieme, ne abbiamo discusso, ne parleremo anche domenica, perché anche a marzo ci saranno questi incontri proprio a tema per ricordare, perché la storia è storia e non va dimenticata. Allora, Barbara Rizzotto, come vuoi salutarci? Non so neanche io cosa dirti, cara. E grazie di essere state qui con Mirella. Voglio ringraziare lei, te Mirella, per avermi invitato e per darci la possibilità di dire che siamo qui per combattere, per avere qualcosa di meglio, insomma, leggi più severe e più giustizia per chi ci porta via le persone a noi care. Questa grande famiglia di Sveglia Veneti, cosa vuoi dire a questa grande famiglia che avete anche sentito? Ecco, vi sono molto vicini, cosa vuoi dire? Una bellissima famiglia, bellissima gente e che ci fanno sentire come a casa, insomma, ecco, ci sentiamo a volte proprio in un abbraccio. Grazie anche a Barbara Rizzotto, a Barbara Vedelago, anche a voi grazie per questi saluti commoventi, per questi abbracci, perché anche di questo hanno bisogno. Ricordiamo Villa Margherita Inclusiva tutti i sabati aperti dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 18, comprese le domeniche, perciò chi vorrà venire a dare un abbraccio, un saluto a questi genitori, loro ci sono. Se non ci sono loro, ci sono altri, perché a turno tengono aperte Villa Margherita, sono impegni molto grandi, però noi ci siamo. Grazie, pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in linea Silvia Cestaro, consigliere regionale Lega Lista Zaia. Grazie Cestaro di essere con noi, veramente grazie. Non so se ha seguito questo primo intervento di queste due mamme che sperano di avere giustizia, che stanno cercando di unirsi, ecco, di fare squadra per avere dei numeri da portare
al governo perché sono stanche di non ricevere giustizia, e saluto anche Filippo Zaro, che è in presenza, componente della segreteria provinciale di Treviso e segreteria regionale Veneto, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità. Buongiorno. Grazie Zaro, anche a lei di essere qui. Allora, Cestaro, ha sentito, mi fa piacere, la ringrazio di aver seguito, perché come ho detto prima non è facile metterci la faccia, raccontare, rivivere i momenti, però c'è questa speranza che grazie anche a voi, anche agli assessori, ai consiglieri, ai parlamentari, di riuscire a cambiare queste regole del gioco assurde. 2 morti, 7 anni, giovani vite spezzate, ecco, non c'è giustizia. Qualcuno non fa neppure un giorno di carcere. Ecco, cosa vuole dire Cestaro? Lei fa parte di un partito molto importante, un partito che è al governo, che è stato anche precedentemente al governo, ma qui non si cambia le regole del gioco. Abbiamo 70 governi ormai, Cestaro, ma rimaniamo sempre là, processi enormi, lunghi, ma soprattutto questi genitori, la giustizia. Ma si rende conto Cestaro, perdere una figlia, ha visto a distanza di anni quanto dolore, quanta sofferenza, devono ancora finire i processi. Prego Cestaro. Mi rendo conto e devo dire che ascoltare le parole di questa mamma, e sono mamma anch'io di 2 ragazzi che hanno da poco la patente, quindi mi rendo conto anche della responsabilità di noi genitori nel cercare di educare e di insegnare a questi ragazzi ad essere responsabili quando si gira in macchina, ma anche con motorini, biciclette e quant'altro. Purtroppo in Italia non abbiamo la certezza della pena, non l'abbiamo in nessuna materia in sostanza. Non l'abbiamo, lo abbiamo visto insomma in questi giorni anche nel caso del papà che ha messo la droga nel cibo del figlio, che sostanzialmente non farà un giorno di carcere, ma non lo abbiamo nel caso appunto dell'omicidio stradale, ma neanche in casi di omicidi violenti. E questa cosa, almeno a mio avviso, deve assolutamente cambiare. Mi auguro che questo governo, come aveva promesso, riesca finalmente a dare una risposta a tutti i cittadini. Anche perché, come ha detto giustamente lei, Cestaro, noi più che delegare cosa possiamo fare? Andiamo al voto, ma deleghiamo alla fine e pensiamo che queste persone che deleghiamo abbiano il rispetto di questo voto, di questa voce che non è la nostra, ma tramite loro può essere sentita. Ma mi sembra che anche voi non siete tanto ascoltati, Cestaro, mi scusi se glielo dico, ma voi fate delle battaglie anche importanti, per fortuna che venite anche nelle nostre trasmissioni, che sono sempre porte aperte. Però dopo arrivate fino là e si fermano, cioè, le motivazioni che a volte noi sentiamo e si discutono e ci sono anche fondi importanti, non sono cose che a noi interessano, non è il miglioramento della qualità della vita, i servizi alla persona, i soldi vanno tutti da un'altra parte. Come la vede Cestaro la storia? Ma devo dire che devo darle ragione, molte delle nostre battaglie di fatto vanno in una sorta di dimenticatoio non appena passano le porte di Roma, e soprattutto le battaglie. Io rappresento una provincia che ha sicuramente delle difficoltà importanti e anche puntuali che hanno necessità di risposta. Anche nella gestione di questi giovani, di questi ragazzi che spesso si trovano ad allontanarsi dalle loro case per poter studiare, si trovano a dover prendere delle decisioni che magari vanno contro quello che potrebbe essere la loro volontà e la loro gioia di vivere in una famiglia che possa permettergli di avere le stesse opportunità che hanno tutti quanti il resto dei ragazzi veneti e in Italia. Ma abbiamo vissuto anche tutta quanta la problematica, per esempio, nel riuscire ad accedere ai diritti della salute, piuttosto che nell'accesso a una viabilità che sia capace di dare delle risposte ai nostri territori. Ci si prova, si combatte, si cerca di fare anche sinergia con altre province che si trovano nella stessa condizione, però effettivamente risposte non se ne vedono. Peraltro noi abbiamo proprio un problema di rappresentazione, perché come provincia di Belluno in questo momento ci troviamo ad avere un unico senatore che rappresenta dell'area di Fratelli d'Italia e che chiaramente pensa un pochino, mi sembra che sia più impegnato nelle battaglie per decidere chi diventerà il prossimo presidente della regione
che non invece nel risolvere i problemi dei cittadini, e ce ne sono tanti. Abbiamo Maurizio da Conserve, poi sentiamo Cestaro. Vai Maurizio. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Voglio riferirmi a un argomento molto importante, dottoressa Cestaro, visto che lei fa parte del consigliere della regione. Allora, in questi periodi si parlano di case, ok? Allora parliamo di questo argomento, che è una cosa molto importante, così Mirella mi può anche aiutare. Allora, io praticamente sono 3 anni che cerco di mettermi nel bando sia ATER, tutto quanto, visto che sono singolo, non ho figli a carico, non ho nessuno. Possibile che io su ogni domanda che io faccio arrivo sempre ultimo perché ci sono gli stranieri? Attenzione, con questo non apro una parentesi, con questo non voglio dire che sono razzista, perché qualcuno capirà anche male. A me non mi interessa quello che capiscono. Comunque alla fine io dico solo, possibile che sono gli stranieri che praticamente arrivano sempre primi in graduatoria con 4, 5, 6 figli che dopo alla fine non sono neanche figli naturali, ok? Perché fanno anche carte false. Comunque non importa, questo è un altro argomento che mi sono molto informato su queste cose. Possibile che una famiglia italiana, anche se ha 4 figli, arriva sempre ultima rispetto a questi? Cioè, abbiamo più diritti noi che siamo italiani? Dico io, che non fa quelli che vengono da fuori, signora. Cioè, dobbiamo anche capire queste cose, essere sempre buonisti e mettersi a 90 gradi con quello che viene di qua. Alla fine ci occupa tutto e noi restiamo sempre penalizzati dappertutto. Sanità, casa, tutto. Ci sono italiani che dormono anche in mezzo alla strada, ok? Questo è il problema. Io, naturalmente, ce l'ho, perché ci sono delle leggi che non vanno a pari passo. 2 pesi e 2 misure diverse. Scusatemi lo sfogo. Mirella, aiutami anche tu. Grazie e buona giornata a tutti quanti. Ecco, di nuovo. Grazie Maurizio, ormai ti ho fatto una squadra a cui aiuti, e se non riescono ad aiutarti chi ha le mani in pasta, io come faccio a farti avere la casa, caro Maurizio? Però ti ho messo delle persone che al mio avviso dovrebbero aiutarti. Allora, prima di rispondere con Silvia Cestaro al nostro Maurizio, sentiamo anche cosa ne pensa Filippo Zaro. Stiamo parlando di Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità. Prego Zaro. Allora, la sanità, sanità, visto che Maurizio ha tirato in ballo anche quella. In sanità, diciamo che recentemente abbiamo parlato della figura professionale dell'autista soccorritore, che purtroppo non è ancora riconosciuta da una legge dello Stato. Ecco, è l'unica figura in sanità che non è riconosciuta dalla legge dello Stato. L'autista soccorritore. L'autista soccorritore, quindi colui che guida le ambulanze del 118. Per fare un excursus di normativa, il 118 è nato nel 92, c'era una legge prima nel 91, ma nel 92 ci sono state le linee guida del sistema di emergenza-urgenza ed è menzionato l'autista soccorritore in quella legge, ma non chi è, cosa fa, requisiti specifici e formativi. Esatto. La Regione Veneto, in Regione Veneto, con la legge 9/2004 si è cercato di istituire questa figura dell'autista soccorritore. Dopo ci sono stati delle delibere della Giunta con dei requisiti minimi, degli standard minimi formativi per il personale operante nel 118, e all'interno c'è anche la figura del soccorritore. Viene chiamato in tanti modi, perché in una legge troviamo la dicitura autista soccorritore, nell'altra legge troviamo la scritta operatore tecnico. A livello contrattuale attualmente è messo come una postilla a piedi pagina, che esiste anche questa figura come operatore tecnico specializzato alla guida dei veicoli da soccorso. Quello che chiediamo noi è che venga presto istituita questa figura professionale affinché possiamo inserirla nel contratto collettivo nazionale di lavoro e dargli il giusto riconoscimento. Anche perché voglio ricordare che essendo un servizio in prima linea al 118 è anche a rischio elevato di aggressioni, siamo su strada. Anche di incidenti, ne abbiamo sentito anche uno l'altro giorno. Di incidenti, purtroppo sono in aumento perché da dicembre a febbraio si registrano 8 casi di incidenti anche mortali.
dove hanno perso la vita o l'equipaggio di ambulanza o utenti della strada. E questa figura va tutelata, va riconosciuta, valorizzata e tutelata. Allora, prima di sentire come risponderà Silvia Cestaro, sia a Maurizio da Conserve che a Filippo Zaro, se conosceva, ecco, questi numeri, questa figura non riconosciuta. Sentiamo Luciano da Desenzano, ecco, se no mi cade la linea, andiamo a Brescia. Vai Luciano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Mirella, mi perdoni, ma scusami, ho tentato 50 volte prima delle 10 per parlare di queste cose terribili, che anch'io quasi mi uccidono un figlio, un delinquente che non era ubriaco e ha fatto una manovra completamente sbagliata. Niente, ma volevo dire anche, non è educazione tirare fuori Salvini e Meloni che hanno aumentato le pene, se non sbaglio, signora Cestari. Lo deve dire lì, signora Cestari, hanno aumentato le pene. Sono i giudici che non applicano le leggi, i drogati uccidono i figli, l'hanno già detto prima tutto quello che dico io, Mirella, ma vorrei raccontarti lasciami raccontare 10 secondi cosa mi è successo a me a Vicenza 40 anni fa con l'autotreno. Arrivo giù da Bassano, arrivo alla sera, perché di solito andavamo la mattina a Fossagno a prendere i coppi, c'erano già le rotonde e 150 metri prima sulla destra c'era un meccanico, è un bilico vuoto di quelli che vanno a prendere la sabbia, mi ha completamente tagliato la strada, completamente. Se avevo una pistola andavo dentro e gli sparavo in testa a questo delinquente. Non è sempre che sono alcolizzati. Scusami Mirella, sono molto arrabbiato. Lo dica signora Cestari, ha fatto la legge, hanno aumentato le pene, questo governo ma anche gli altri forse. Sono i giudici che non le applicano. Vi saluto, buongiorno. Allora Luciano, io vi dico sempre, state bene attenti, che non dovete sentire, dovete ascoltare. Abbiamo detto, e Cestaro l'ha detto chiaramente, perché è anche una persona competente, che nonostante abbiano fatto l'aumento delle pene, manca la certezza della pena. Allora è inutile che aumentiamo se non facciamo la certezza della pena, che poi lo sconto di pena, il rito abbreviato, il patteggiamento, la buona condotta, questi non fanno un giorno di carcere. Grazie Cestaro per averlo spiegato anche lei prima, ma dovete ascoltare bene perché è importante l'ascolto. Prego, dottoressa Cestaro. Grazie, sì, ribadisco che il problema è proprio questo. A parità di legge ci sono 10 applicazioni diverse e purtroppo tante volte, insomma, chi si trova a dover affrontare questi traumi terribili non vede la luce sostanzialmente. Questo bisogna dire, perché passano anni, perché molto spesso si ha giustizia quando magari non si è neanche più su questa terra, e perché appunto vi sono anche approcci diversi da parte dei giudici. Quindi questo deve sicuramente cambiare. Io spero, sono fiduciosa che il ministro Nordio, che ha fatto per tanti anni questo mestiere, riesca a superare anche tutta una serie di forzature che arrivano da parte del mondo della magistratura, affinché si cerchi di trovare un modo per allineare il più possibile e per rendere coerenti le leggi e le pene. Per quanto riguarda il discorso degli autisti soccorritori, lo conosco bene perché sono stata per diversi anni volontaria del 118 anch'io, per cui so della problematica. Devo dire che in questi anni si nota anche, forse proprio tornando al discorso della poca certezza della pena, un comportamento da parte dei cittadini di assoluto menefreghismo nei confronti di chi soccorre. Lo si vede con le ambulanze. Una volta, almeno quando ho fatto la patente io molti anni fa, ci insegnavano che appena sentivi una sirena o qualcosa dovevi metterti da una parte, rallentare, fermarti, eccetera. Adesso si vede che invece quasi dà fastidio. L'abbiamo visto l'altro giorno a Rovigo con l'ambulanza che addirittura viene spostata da una persona non autorizzata. Per cui questo approccio, questo atteggiamento per cui tutto è lecito, tutto è possibile,
tanto comunque nessuno pagherà, ci sarà sempre un altro colpevole o si darà sempre la colpa a qualcun altro, sta dilagando e sta creando dei problemi non indifferenti. Per quanto riguarda invece il signor Maurizio, il problema delle case è un problema assolutamente reale, non me la sento neanch'io di dare la colpa eccessivamente a chi viene da fuori. Evidentemente se ci sono delle graduatorie, immagino che i comuni, insomma, che hanno anche cercato negli anni di trovare delle soluzioni sia normativa sia a bando per cercare di arginare questa problematica, evidentemente insomma, queste persone hanno anche loro dei diritti. Il problema è, secondo me, la corsa non in parallelo della gestione delle case ATER, che sono un patrimonio spesso vecchio che ha bisogno di interventi importanti, e dall'altra parte anche di un controllo e di una gestione invece del patrimonio privato. E lì io credo che il governo potrebbe intervenire in maniera importante, perché se si riuscisse a trovare il sistema per mettere a terra tutto quanto il grandissimo patrimonio edilizio privato che abbiamo e che spesso è chiuso, lo vedo in provincia di Belluno ma anche a Treviso dove risiedo per motivi ovviamente di lavoro. Abbiamo un patrimonio edilizio molto ampio che però rimane chiuso perché manca la certezza della pena. Torniamo sempre lì, se io affitto la mia casa e l'inquilino me la ridà distrutta o non mi paga l'affitto e le spese condominiali eccetera, io che sono proprietario dell'appartamento tendo a tenerlo chiuso e non metterlo più sul mercato. Oppure non riesco a farlo uscire perché anche se è abusivo, oppure è dentro. Bravo. Però non riesco a farlo uscire, non è che esce dalla sera alla mattina. Ma allora mi scusi Cestaro, lei che parla così bene, avete sentito le parole che usa Cestaro? Perché è una persona competente, non ha parlato di Stato. Per lo Stato siamo noi, ha parlato di governo, perché ogni volta sento è lo Stato, non è lo Stato siamo noi, e noi, la maggioranza dei cittadini, ha le idee chiare su quello che vorrebbe, che sono i servizi alla persona, una sanità che funzioni anche con le liste d'attesa. Stiamo dando una sanità privata che preoccupa molto Cestaro, perché non è possibile che noi non abbiamo i medici negli ospedali pubblici e li troviamo nel privato. C'è qualcosa che non torna, ma soprattutto questi anziani che chiamano, io li chiamo diversamente giovani Cestaro, perché per me sono solo diversamente giovani, non possono aspettare anni di fare una visita, non lo possono aspettare, o non hanno i soldi per fare la visita a pagamento. Io ne ho al banco solidale che arrivano pieni di dolore, allora noi facciamo anche questo, a questa grande famiglia di Sveglia Veneti, riusciamo ad aiutarli, ma non può funzionare così Cestaro, non può che quello che sta bene non gliene frega niente perché tanto i problemi non ce l'ha, non lo sente, e quello che invece che sta male, che ha problemi, l'aiuto alla persona, ripeto, non ha il supporto. Non può funzionare così, perché allora la sanità vacilla, non è una sanità che funziona, ma noi paghiamo anche le tasse e vorremmo che funzionasse sia dentro ma anche fuori. Cosa dice Zaro? Sì, in effetti concordo con lei che le problematiche di lista d'attesa sono terribili e critiche. Purtroppo c'è una carenza grossa di personale medico, di personale del comparto, dell'infermiere, del tecnico di radiologia. E purtroppo, devo dire, per una mancata attrattività ormai alla professione, perché è una professione non più attrattiva, visto appunto anche i fenomeni di aggressione, visto la poca valorizzazione professionale e anche economica, e quindi con la carenza del personale la gente va verso il privato, dove magari il privato paga di più il professionista e quindi il professionista è invogliato a lavorare per la sanità privata. Sfido io, non ha neanche responsabilità, cioè non è la responsabilità che si trova ad avere nel pubblico. Certo. Il privato è molto alleggerito, i soldi sono il triplo, adesso chi me lo fa fare a rimanere nel pubblico? Io vorrei, vede Cestaro, mi piacerebbe la trasparenza, nel senso quanti medici lavorano nelle strutture private, quanti medici ci sono nelle strutture private. Le pubbliche le conosciamo perché i dati ci sono. Io vorrei che ci dessero i numeri
anche degli addetti ai lavori, anche di infermieri, non solo di medici che lavorano nel privato. Perché mancano, però là li troviamo perché lo stesso giorno tu puoi fare, basta pagare, hai tutto, conforme a quanti soldi hai, più soldi hai, più puoi fare subito l'intervento. Ecco, non è l'intervento per modo di dire, perché il privato non fa grossi interventi, il grosso intervento viene fatto nel pubblico, anzi ringrazio ancora il professor Gerosa ma tutta la squadra meravigliosa, pensate che luminari abbiamo, che persone fantastiche abbiamo, ma veramente, perché è difficile anche morire adesso, è più difficile sopravvivere che morire fra poco, perché veramente ce la stanno mettendo tutta. Sbaglio, dottoressa Cestaro, cosa dice? No, ha ragione, di fatto abbiamo fatto dei passi avanti importantissimi per quanto riguarda sia la prevenzione sia poi gli interventi nel caso in cui una persona stia male. Il problema delle liste d'attesa c'è e appunto è legato, come diceva prima il rappresentante della sanità, è legato da un lato a questa carenza di medici che si fa fatica a colmare e dall'altra parte ovviamente si è acuito nel periodo Covid e un po' alla volta so che insomma l'assessore Lanzarin sta cercando di recuperare in tutte quante le province, ci sono province che vanno col freno a mano un po' più tirato per tutta una serie di problematiche, probabilmente anche quelle che diceva il signor Maurizio prima, per la presenza di una quantità di persone che magari sono al di fuori di quelli che sono gli ambiti strettamente della residenza, e altre province come la mia dove insomma le cose vanno un po' meglio. Il problema dei medici e della poca attrattività c'è. Devo dire anche che c'è un'altra problematica. Quando è stato detto a tempi non sospetti che bisognava togliere i limiti nell'accesso alle scuole di medicina, nessuno ha ascoltato. Erano dei limiti che probabilmente potevano andare bene negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, quando c'era una grandissima richiesta perché il medico comunque aveva un riconoscimento importante. Adesso non hanno più nessun senso, perlomeno non così restrittivi come ci sono adesso, e la dimostrazione lo abbiamo nelle scuole di specialistica, perché nel momento in cui la Regione Veneto, ma anche altre regioni, attivano maggiori corsi di specialistica aumentando le risorse, poi questi corsi di fatto non vanno nemmeno a regime, cioè non si riesce a raggiungere il 100% dei posti a disposizione, specialmente in certi ambiti che magari sono meno attrattivi. Non solo, ma la richiesta è molto spesso percorsi di specialistica in materie, mi viene in mente ad esempio la chirurgia estetica, piuttosto che tutta quanta la parte legata al mondo della maxillofacciale, alla questione ortodontistica, eccetera, che permettono a chi esce da questi tipi di specializzazioni di poter operare chiaramente molto più facilmente nel privato, e spesso lo vediamo insomma andando addirittura ad operare all'estero, perché tantissime cliniche che troviamo sono in Croazia, in Marocco, in Tunisia, eccetera, con questioni insomma molto complesse dal punto di vista fiscale. E io sono convinta che una soluzione potrebbe essere quella di aiutare i giovani a scegliere l'indirizzo del medico a seconda insomma delle passioni, dando delle borse di studio che possano essere di supporto, ma dall'altro lato pretendendo che queste persone che vengono aiutate a studiare medicina poi rimangano per un tot di anni, 5 anni, 10 anni, insomma, a seconda dell'impegno che le istituzioni pubbliche hanno messo per permettere a loro di studiare, nel rimanere nel territorio, perché di fatto in questo momento ci troviamo ad avere degli istituti universitari come quello di Padova, che ovviamente e correttamente accolgono studenti che vengono da tutta Italia, ma che poi ritornano a casa loro nel momento in cui si sono laureati, mentre invece noi avremo bisogno di investire questi fondi delle borse di studio, ma anche tutto quanto quello che sono le risorse che vengono messe dalle amministrazioni pubbliche per riuscire a dare la giusta preparazione a questi giovani all'interno delle scuole appunto universitarie, che
che questi ragazzi poi ritornino in servizio all'interno delle varie province, quindi nelle varie aziende ospedaliere, in quanto hanno avuto, non si richiedono indietro i soldi, ma quantomeno insomma un servizio e quindi la possibilità di rientrare almeno sul numero di medici che sono presenti nelle nostre. Allora Cestaro, mi fa una cortesia, quando vede il presidente Zaia, siccome mi conosce anche molto bene, può riferire che avevo fatto richiesta siccome avevo avuto il professor Mazzoleni, uno delle eccellenze di maxillofacciale, è già stato primario, adesso non c'è più a Foncello, che metteva a disposizione il suo lavoro anche con professionisti, con altri professionisti addetti ai lavori, alla provincia di Treviso, nella sede della provincia di Treviso dove io ho il banco solidale, gratuitamente alle famiglie bisognose dei veneti, dell'associazione Veneti Scacciati dalla Crisi col banco solidale dentro in provincia. Siccome il presidente Zaia mi aveva detto vai dal presidente, fatti dare uno spazio anche più bello per il banco dove hai tutti i comfort, ecco, riferisca che questo non mi è stato dato, ci sono padiglioni vuoti anche a piano terra dove la gente potrebbe venire, anche siccome ho anziani anche disabili, diversamente agili, li chiamo io, così mi conosce Cestaro come nomino, diversamente giovani e diversamente agili, perché i disabili siamo noi che non riusciamo ancora a chiamarli per nome e cognome. Mi hanno detto di no, che non è possibile darmi questo spazio ed è chiuso, vuoto e nessuno usufruisce. Nuovo. Siccome le province non sappiamo neanche ancora che fine faranno e come sono, può riferirle. E anche mi ricordo che aveva detto tanti anni fa che avrebbe fatto le dentiere gratis a persone bisognose che non aveva. Se veramente può darmi battere un colpo per capire, perché io che ho un banco solidale, vede, tocco con mano queste realtà. E sono i nostri anziani che hanno lavorato tanto, che hanno 500 euro di pensione, non ce la fanno neanche a sopravvivere, benedetti i banchi alimentari, le parrocchie, tutti quelli che cercano le associazioni di volontariato di aiutare. Perché lo trovo talmente ignobile questa risposta, ripeto, gratuita, dove questo banco alimentare è l'unico a livello italiano, avere una sede all'interno di un ente pubblico, che mi sia stato risposto così, visto che abbiamo padiglioni vuoti con persone che non so cosa fanno, tutte, non so, perché ancora non si riesce a capire le funzioni della provincia, perché una volta si capiva nel momento che funzionavano autonomie locali, tanto per citare, nel momento che funzionavano hanno tagliato tutto con la legge del Rio. Capisce che io salto dalla sedia, c'è tutto gratuito e mi hanno detto no, ma si rende conto di come vivo io, le situazioni... Cestaro, ma si rende conto il no perché la Mirella, i Veneti Scacciati dalla Crisi, è qualcosa che non ci appartiene, che non vogliamo vedere e sentire, ma sono i nostri diversamente giovani, fragili, le fragilità. Ecco Zaro, dopo sentiamo anche Cestaro, ecco cosa dice, autonomie locali, sanità, questo un'eccellenza, mette a disposizione la sua persona, personale, referente, tutto gratuito, basta trovare una locazione, cioè io dovrei pagare un affitto dove potrei invece avere a disposizione, visto che c'è già il banco solidale, questa eccellenza. E cosa mi dice? Ecco, come si sentirebbe lei? Beh, questa è una bella iniziativa, quindi complimenti, anzi sì, potrebbe essere una bella soluzione. Perché io non intendo pagare un affitto e quella è il problema mio. Potrebbe essere una soluzione, tanto che se non sbaglio avevo visto su un programma televisivo che anche in Lombardia dei medici in pensione si erano messi a disposizione della cittadinanza per appunto abbattere un po' quello che era la lista d'attesa dell'ospedale, ma erano stati criticati dall'azienda sanitaria per quello che facevano. Quindi sarebbe una bella soluzione. Dovrebbe essere un fiore all'occhiello. Non mi avviso mettere a disposizione questa realtà gratuitamente, parlo. Cestaro, cosa mi dice? Devo dire, intanto faccio un plauso all'iniziativa che conosco bene perché abito a Santa Maria del Rovere, per cui grande Cestaro, spero di vederla allora. Verrò volentieri. Grazie. E anche all'iniziativa di cui parlavano prima le mamme, se riesco, insomma, domenica farò un passaggio. Ecco, e allora io sono convinta che il volontariato
al di là di quello che viene detto, dove si dice che il pubblico deve riuscire a sopperire a qualsiasi problematica del nostro sistema, il volontariato sia l'unica cosa che ci tiene ancorati alla realtà. E vengo da un paese, io sono di Selva di Cadore, al di là del fatto che vivo a Treviso, un paese dove 1/3 della popolazione fa in qualche maniera volontariato, perché o sono vigili del fuoco volontario, sono in Croce Bianca, o sono nel gruppo alpini, soccorso alpino e quant'altro, tutti, è una cosa che sentiamo dentro di noi. E questo ci permette di stare vicino alle persone, lo abbiamo visto per esempio col Covid, dove si andava nelle case a trovare gli anziani, le persone che avevano difficoltà, e quindi apprezzo moltissimo chi si impegna. Certo, le istituzioni dovrebbero sicuramente avere un occhio di riguardo nel cercare di agevolare quanto possibile. Sì, venga in provincia così le faccio vedere che occhio di riguardo hanno. Detto questo, però, siccome il tempo è tiranno, io so che lei ha mandato una lettera a Zaro. Vediamo se magari il consigliere può dare una mano, che non si sa mai, che delle volte riusciamo ad avere la bacchetta magica a Sveglia Veneti. Prego, Volevo Zaro. fare un inciso su quello che ha detto la consigliera prima, sul discorso delle scuole di medicina. Forse un altro problema che ci porta ad avere la carenza di personale potrebbe essere anche il tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario. Ecco, questo potrebbe essere una cosa che potremmo superare in modo tale che la Regione e di conseguenza i direttori generali possano assumere subito o per quantomeno più presto possibile il personale sanitario senza andare a vedere i tetti di spesa dei soldi pubblici. Certo. Ecco. Sì, noi il 12 dicembre abbiamo mandato, la segreteria provinciale FIALS ha mandato al prefetto di Treviso e al questore, al comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso e all'azienda sanitaria, al direttore generale, una nota per quanto riguarda la tutela del personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie, inerente alla legge 113/2020, che purtroppo non trova ancora applicazione, cioè inerente alle aggressioni del personale sanitario. Devo dire che con rammarico nella prefettura, nella questura, nel comando dei carabinieri ha risposto. Abbiamo avuto una risposta invece dall'azienda sanitaria, anche abbastanza celere, perché qualche giorno dopo, dove ci elencano un po' le misure che attua l'azienda per far fronte a questo, tra le quali c'è anche che è in programmazione la stipula di un protocollo di intesa, che è ciò che prevede l'articolo 7 appunto della legge 113. Che si parlava prima. Esatto, che si parlava prima. L'azienda è attiva in questo, tanto che ha creato dei moduli di segnalazione delle aggressioni, un supporto psicologico al personale coinvolto, ha programmato dei scenari di simulazioni, di scenari di aggressioni e violenza, ha istituito dei corsi per quanto riguarda il tema, ha introdotto dei pulsanti d'allarme, delle telecamere di sorveglianza, per migliorare eccetera. Appunto la guida, tutto quello che è l'interno. E all'interno del documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa 81 del 2008, il testo unico sulla sicurezza dei lavoratori, prevedono all'interno anche il rischio di aggressione. Però quello che chiediamo noi è di fare il protocollo d'intesa al più presto possibile. A 360 gradi. Anche perché, finisco, tornando anche al discorso delle ambulanze e quindi del servizio 118, un aspetto da risolvere è appunto quando i ragazzi del 118 si trovano a soccorrere persone agitate, aggressive o violente. Nel territorio è un ambiente che già non è sicuro perché non è casa nostra, quindi che non conosciamo, e quindi un supporto delle forze dell'ordine potrebbe essere ottimo. Se ci fossero, perché anche loro forse non rispondono, perché non ce la fanno neppure a rispondere alle mail, visto quanto pochi ce ne sono. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno. Così tanto per inciso ricordo che il professor Lorenzoni non mi ha mai più... Guarda, io ho dato nome e cognome, lo richiamerò, ho chiamato 2 volte, abbiamo mandato la mail, comunque va bene, hai fatto bene a dirlo. No, ma giusto per la responsabilità hai ragione. del discorso di prima che
tanti chiacchierano ma poi tutte promesse sempre al vento da tutte le parti politiche. Per quanto riguarda la sanità, veramente io ho avuto in famiglia episodi disastrosi. Allora, punto primo, ricordo che anche in grossi pronti soccorsi, tipo quello di Padova, non c'è un cardiologo. Ai malori viene portato dentro e si riconoscono l'ECG, fibrillazione ventricolare, naturalmente non viene chiamato nessun cardiologo, così muore poco più di 60 anni. Grandi professori, sì è vero, li abbiamo, tipo Gerosa che hai nominato, per carità tanto di cappello, ma anche quando vai da lui, parlo per esperienza personale, 300 euro di visita, ti promette mare e monti che ti opera e dopo chi l'ha visto. Quando hai fatto l'intervento sei lasciato in mano ai specializzandi, a meno che non hai le tasche strapiene di soldi, e difatti dopo sei lasciato. Poi per quanto riguarda gli esami, lo stesso, una cronografia che è così importante, ti chiamano 15 giorni dopo che hai sepolto il familiare, poco più di 60enne, non parliamo di centinari. Cosa sto cercando di sottolineare? Niente di nuovo, che comunque questi medici, adesso non voglio fare ma ne potrei raccontare di cotte e di crude, corrono indietro troppo i soldi, esperienza personale anche dell'ortopedia, che se cadi all'improvviso, se hai tempo di andare il solito giro dal primario e pagare la visita, allora sei preso in considerazione, hai tutt'altro intervento, tutt'altro tipo di trattamento. Se cadi all'improvviso e non sei nessuno, vieni operata, eccola qua in prima persona, dai specializzandi, ti tacca l'anga con la gamba storta, sei fregata a vita e così resti sola, povera e anche con grossi problemi di mobilità. Medici, per favore, non è che non siete in gamba. Prima di tutto, occhio ai specializzandi, non fatevi fare le persone da cavie, soprattutto quelli che non conoscete, e correte meno dietro i quattrini e aprite il cuore e la coscienza, perché le capacità ce le avete, però applicate. Grazie infinite per avermi permesso di fare questo appello, che ormai per me non serve più, ma spero che comunque possa servire a qualcun altro. Grazie infinite e buona giornata. Allora, ti ringrazio Paola per non aver sparato nel mucchio, dicendo non tutti sono così, perché ce ne sono veramente dei medici no bravi di più. Io delle volte mi domando come facciano, perché anch'io vado a vedere cosa fanno e delle volte escono dalla sala operatoria, vanno a fare la visita, cercano di rincuorare altre persone che aspettano, ritornano in sala operatoria proprio per vedere ed avere l'occhio vigile su quello che sta succedendo all'interno con queste persone, figure che, devo dire la verità, sono anche molto brave e competenti. Cerchiamo di non sparare nel mucchio, come chiamarli dottorini, sono dottori a tutti gli effetti, sono bravi, guardate che i giovani sono bravi e preparati. Può capitare, hai ragione Paola, va detto anche quello che non dovrebbe capitare, però dobbiamo vedere anche il bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda anche la sanità, perché almeno qui dobbiamo dire la verità che abbiamo delle eccellenze, compreso il professor Gerosa, che bisogna dirlo perché è inutile che ce la giriamo attorno. Dopo però bisogna dire anche quello che non va. Allora, Cestaro, come commenta? Prego. Ma, se abbiamo tantissimi accessi da parte di altre regioni di cittadini che vengono a farsi operare in Veneto, evidentemente vuol dire che il nostro livello di sanità è ancora superiore rispetto agli altri. I problemi ci sono, non possiamo negarlo. Credo che in questi anni si sia persa forse da parte di qualche medico un po' di umanità, non da parte di tutti, perché anch'io ne conosco molti e so gli sforzi che stanno facendo. Si fa fatica a dare una risposta a tutti, a riuscire a non commettere errori. Errare è umano, tanto più nella professione medica, professione che comunque richiede attenzione, impegno, costanza nella gestione delle problematiche, ma anche un continuo aggiornamento. Anche questa è una cosa che molto spesso il cittadino non comprende, il fatto che i grandi medici che abbiamo
lo sono perché continuano a fare corsi d'aggiornamento in Italia, all'estero, e questo comporta ovviamente anche un impegno di tempo non indifferente per loro. Stiamo pagando, l'ho detto ben prima, il discorso della rotazione del blocco della spesa del personale, ma anche del problema che hanno tutti gli enti locali nel aver perso sostanzialmente 10 anni di turnover che permetteva di formare le nuove persone utilizzando le grandi competenze di chi adesso ha 70 anni e quindi si trova obbligato ad andare forzatamente in pensione, altra cosa che non condivido, e quindi abbiamo perso questa possibilità di preparare e di trasmettere le competenze. Un buco di presenza di personale importantissimo, perché anni e anni di mancanza di assunzioni hanno portato a queste conseguenze, e dall'altro lato anche il fatto che esista questo folle obbligo di aspettare che una persona vada in pensione per poter mettere il bando e coprire il ruolo. Questo lo vediamo, insomma, poi mi darà rassicurazione anche il mio collega ospite, lo troviamo in tutti quanti gli ambiti pubblici. Lo troviamo nel turnover, mancanza turnover del mondo, insomma, dei segretari comunali, piuttosto delle ragionerie e degli uffici tecnici. Certo, se manca il direttore dell'ufficio tecnico, il cittadino se ne accorge solo nel momento in cui ha bisogno. Se manca il cambio generazionale all'interno degli ospedali, la cosa è molto più grave, quindi concordo sul fatto che bisognerebbe riuscire a trovare il sistema per poter fare le assunzioni perlomeno con un accavallamento tra il vecchio professionista e il nuovo professionista, affinché ci sia questo passaggio di competenze. E lo è anche, per esempio, nel mondo della sanità, della medicina generale, che ci tengo a dire non sono dipendenti né della regione né dell'USL, ma sono liberi professionisti che si accreditano e fanno un percorso scolastico, universitario, per poter fare questo tipo di professione, ma che spesso vediamo alternarsi nei territori senza nemmeno fare il passaggio, per esempio, delle schede dei loro persone che hanno in cura, per cui creando dei servizi non indifferenti. Io mi metto nei panni di una persona anziana che magari ha tante patologie e deve spiegare una volta all'anno al nuovo medico che arriva quali sono le sue problematiche, magari a spiegargli perché dopo anni ha calibrato le medicine in una determinata maniera, no? Sappiamo bene quali sono i problemi. Quindi io quello che auspico è che il governo riesca a dare delle risposte chiare e precise anche sul comparto medico, quindi di dire anche la regione potrebbe dare delle risposte perché ha delle competenze ben precise, o sbaglio, Zaro? Come commenta? Devo correre, purtroppo c'è Staro, se no non riesco a farvi parlare tutti e due, perché anche la regione ha delle competenze ben specifiche. Sì, la regione c'è una delibera regionale sui minuti assistenziali, e quindi sì, per quanto concerne la sanità è la regione che legifera tutte queste specifiche. Ma secondo lei, Zaro, ecco, queste cose richieste, che sono delle figure importanti, ecco, perché non vengono attuate? Cioè è scritto ma non è riconosciuto. Allora chi se ne frega se è scritto se non è riconosciuto? Cioè c'è la legge ma non la applico, ma allora che legge c'è? La Costituzione parla chiaro ma non è applicata. Ecco, che idea si è fatto? Perché qui parliamo di autonomie locali ma anche sanità che è un'autonomia locale. Prego, Zaro. Sì, infatti tornando un po' indietro nel discorso, anche per quanto riguarda l'istituzione della figura dell'autista soccorritore, ben 2 legislature ci hanno provato, facendo 2 disegni di legge per riconoscimento appunto della figura. Perché allora quando sta male un politico a grande, invece di mandare l'ambulanza si prende il taxi e viene, perché se non riconosce questa figura, perché se no uno non guida l'ambulanza, cioè come si fa a dire di no a una cosa del genere? Cioè di non riconoscere una figura importante come è l'autista dell'ambulanza?
Infatti. Pazzesca sta roba. E mi auguro che la consigliera Chissà quanti possa... a casa non sapevano. Casomai manda la lettera anche la consigliera. Cosa dice Cestaro? Facciamo squadra per vedere se andiamo avanti, visto che lei poi ha fatto parte anche del 118, perciò sa di cosa parliamo. Ma come si fa a non riconoscere una figura fondamentale? Prego. Cestaro. Probabilmente anche sì, diciamo che a livello regionale sicuramente quello che si può fare è quello di riuscire a trovare un percorso che sia omogeneo su tutto quanto il territorio, quindi di riconoscimento. Rimane sempre il problema che il contratto nazionale del lavoro è nazionale, per cui quello che stavo dicendo prima è che molto spesso la regione, forse con anche una volontà di cercare di risolvere tanti problemi, fa dei passi oltre e si va in sostituzione di quello che dovrebbero essere invece gli interventi normativi a livello nazionale. E su questa cosa qui sono fermamente convinta. Cioè, se vogliamo riuscire ad avere un'omogeneità nei territori, evitare che ci siano paesi o regioni di serie A e di serie B, ma soprattutto dare delle risposte concrete ai cittadini, bisogna partire da delle basi che siano uguali per tutti. Allora, se io ho il problema del limite di spesa del personale, non è un problema della regione, è un problema dello Stato, in questo caso qua veramente dello Stato e non del governo. Se devo riconoscere determinate figure professionali che poi possano rientrare nei contratti collettivi, lo dovrebbe fare lo Stato. Allora la regione in questi anni ha legiferato moltissimo e ha cercato di trovare degli escamotage per riuscire a superare questa mancanza statale, ma non è questo il modus operandi. Questa penso che debba essere questo una salta cosa proprio agli occhi. Allora andiamo a vedere anche, andiamo a Vicenza, la rivolta dei sindaci sanità. Andiamo a sentire cosa dicono i sindaci, andiamo a Vicenza, poi commentiamo. Rivolta sindaci sanità 27. Quelli che non ci stanno, quelli che dicono no, quelli che la sanità non si tocca. Loro sono i sindaci della Valle del Lagno. Le coordinate dicono Ovest Vicentino, Ulsotto, Valdagno, Ospedale San Lorenzo. Il primo passo indietro a settembre, quando il pronto soccorso ortopedico nei fine settimana è stato trasferito al Cazzavillan di Arzignano. Il secondo passo indietro è storia di questi giorni, quando i pazienti ricoverati nel reparto di ortopedia nell'ultimo fine settimana sono stati portati dall'ospedale di Valdagno a quello di Arzignano. Venerdì scorso purtroppo 7 ambulanze sono partite da Valdagno in direzione Arzignano per trasferire 7 pazienti che non avrebbero avuto garantite le cure di reparto durante il weekend. Carenza di personale, sembra essere questo il motivo dell'ultima riorganizzazione, sempre lo stesso, per cui la sanità pubblica va ancora una volta in sofferenza. I ricoverati nel reparto di ortopedia nel fine settimana vengono portati dall'ospedale di Valdagno a quello di Arzignano, una soluzione forse temporanea, causata dalla carenza di ortopedici, ma i sindaci contestano innanzitutto i modi, perché dicono è una scelta calata dall'alto e non condivisa. Non c'è mai stata alcuna condivisione di questo progetto, una comunicazione eventualmente, ma personalmente mi sono sempre opposto e ho sempre criticato questo tipo di scelta. I sindaci contestano la forma, ma anche la sostanza. Perché spostare i pazienti con autisti e infermieri, si chiedono, quando bastava spostare un ortopedico? 7 autisti, 7 infermieri, 7 ambulanze, una risorsa sicuramente importante che avrebbe potuto benissimo essere ovviata con la precettazione di un ortopedico da qualche altro ospedale dell'USL 8 Berica. I medici in tutta l'USL 8 ci sono e vanno evidentemente ripartiti ai fini di mantenere quei servizi che i cittadini chiedono. Sindaci furiosi, furiosi loro, i cittadini, quelli che si battono contro l'impoverimento dell'offerta sanitaria dell'Ovest Vicentino, quelli che chiedono all'Ulsotto un cambio deciso di rotta. Noi sindaci lavoriamo giorno e notte per garantire i servizi ai nostri cittadini, non vogliamo che di notte qualcuno disfi questa tela di Penelope.
lo chiediamo con forza e lo chiediamo con degli atti concreti che diano risposte immediate al nostro territorio. Abbiamo in linea Sergio da Campo Nogara. Ciao Sergio. Gabriela, buongiorno. Buongiorno. Che siamo ancora. Prego. Con 90 anni. Gabriela, vai. Ciao Gabriela, Ciao. con 90 anni, io ti vedo. Lo chiamo ancora? Sì. Fai nutrie. Sì. Ho una disfatta delle nutrie, mi desfa tutto. Ha capito? E cosa femo, Sergio? I nutri che mi desfa tutto, tutti parlano di agricola, io parlo delle nutrie. Certo. E guarda, ecco, 20 campi a terra, siano che ne raccogli a 10. Questo è un problema. E ora voglio dire, se c'è maniera di poter dare una mano, di poter fare qualcosa, non so. Sì, caro Sergio, 90 anni, rispetto per questi 90 anni, anche se in euro, Sergio, te gana di vita per metà, perciò te gana ancora tanti di chi campi da coltivare, visto che dovremmo ragionare in euro, facciamo anche l'età in euro. Comunque Sergio, mi informo, poi ti faccio sapere, perché giustamente hai diritto anche di una risposta, visto che ci sono enti competenti che potrebbero anche far capire se c'è la possibilità di aiutare o no questo arzillo giovanotto novantenne. Grazie Sergio, mi faccio sentire di sicuro. Allora, quello che adesso vorrei anche vedere, andiamo a vedere anche questo, sanitari aggrediti, poi commentiamo e salutiamo gli ospiti. Andiamo a vedere, sempre a Vicenza. Aggrediti 2 sanitari del 118 all'interno della loro sede ieri pomeriggio. Un infermiere e un autista di un'auto medica sono stati raggiunti dai pugni di un 24enne cittadino della Guinea richiedente asilo. Lo straniero si era presentato all'ingresso degli uffici pretendendo un appuntamento senza lamentare alcun bisogno o necessità di tipo medico. I dipendenti presenti, dopo avergli spiegato che non era possibile accontentarlo, lo avevano invitato ad allontanarsi. Il 24enne invece improvvisamente ha sferrato un pugno al volto dell'infermiere, cercando di introdursi all'interno della struttura attraverso le scale. Mentre veniva allertata la polizia, altri colleghi hanno cercato di bloccare l'extracomunitario, che è riuscito a sferrare un altro pugno violento all'altezza dello sterno dell'autista. L'arrivo degli agenti delle volanti ha posto fine ai disordini. Il guineano, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. I sanitari aggrediti sono stati soccorsi, riportando lesioni guaribili in 3 giorni. Allora, Zaro, come commentiamo questi servizi che abbiamo visto, sia questa sanità, questi sindaci che non vengono ascoltati, sono quelli che hanno le idee più chiare, che sanno qual è, come centrare l'obiettivo e fare cosa, e soprattutto questi sanitari aggrediti, poco personale, ospedali anche molto aperti. Vi ricordate una volta che difficile era entrare negli ospedali, se non era l'orario di visite trovavi tutto chiuso, non riuscivi a entrare, suonavi il campanello, ma difficilmente si apriva. Adesso poco personale, aggressioni che aumentano, pericolo perché hanno paura questi sanitari. Prego, Testaro. Parlo io? Sì, scusi, okay. Zaro. Io capisco la preoccupazione degli amministratori locali, sicuramente, capisco però anche le scelte delle aziende sanitarie, perché con poco personale devono cercare di concentrare il servizio magari in una zona dove è accessibile ai comuni limitrofi per appunto la carenza del personale. Tra l'altro so che la figura hanno parlato del medico ortopedico, la figura degli ortopedici è carente. E quindi capisco anche questa scelta. Certo che non dobbiamo dimenticarci che nessuno deve essere escluso dalle cure, nessuno. Articolo 32 della Costituzione, ne avevamo già parlato. La Costituzione bellissima che abbiamo, però Costituzione in realtà è diversa. Allora, sentiamo anche come ci saluta Silvia Cestaro, consigliere regionale Lega Lista Zaia, che spero che Zaro invierà questa mail per vedere se magari facendo squadra. Ma mi scusi Cestaro, l'ultima domanda. Ma non è che con la burocrazia abbiamo riempito gli uffici di persone invece di metterli dove veramente servono?
Perché veramente qui io mi faccio anche sta domanda, dove servono non c'è personale. 3 volte vedi, ma cosa fa tutta sta gente qua? Passa ste carte uno con l'altro, tranquilli, beati, per carità, con tutto rispetto per quelli che lavorano. Però sa, qualche volta viene anche qualche dubbio, troppa gente all'interno di certi uffici che andrebbero rivisti e poca gente vede dove servono. Prego. Sì, senza demonizzare, insomma, chi lavora nella pubblica amministrazione, mi pare che sia già stato fatto tempo e abbia portato dei risultati non proprio eccellenti, con una disaffezione nei confronti del pubblico molto importante. Comunque c'è pubblico vero, e sì. pubblico c'è staro, lo diciamolo, Sì. Perché è inutile dire che tutto Sì, va sì. bene, c'è pubblico e pubblico. Assolutamente, abbiamo anche tanti enti che non servono Brava. assolutamente a nulla, i doppioni, e bisognerebbe avere forse il coraggio. Ecco, quello che è mancato è stato il coraggio di andare fino in fondo in determinate scelte. Allora, al di là delle scelte scellerate portate avanti nel periodo, insomma, verso gli anni del 2014 con il governo Renzi, che ha fatto la riforma sanitaria con il DM70, ma anche la legge Del Rio, probabilmente adesso bisognerebbe avere veramente la forza di riuscire a decidere se queste province le vogliamo o non le vogliamo, se vogliamo le unioni montane, i comuni come vogliamo trattarli, e anche la nostra sanità di fatto come vogliamo trattarla, perché è quasi paradossale che una regione come il Veneto impieghi l'85% delle proprie risorse finanziarie di bilancio, e ricordo la nostra regione è una regione che non applica tasse, per coprire la spesa sanitaria, e poi comunque i cittadini non si sentano soddisfatti. Io, insomma, andando a semplificare al massimo la situazione, questo è il concetto. Io tolgo altre possibilità in altri campi perché ho la spesa sanitaria che è altissima, però poi non ho un ritorno, un feedback sempre positivo da parte del cittadino. È chiaro che ci sono delle competenze, come si diceva prima, che sono meno attrattive. Quella dell'ortopedico, tornando al caso di Vicenza, è tra queste, e lo viviamo anche noi in provincia di Belluno. È vero che stiamo vivendo una problematica che è legata moltissimo rispetto a quello che è l'accesso, il numero di accessi agli ospedali, perché siamo ancora legati a un vecchio sistema che va a vedere appunto la percentuale di occupazione dei posti letto, la percentuale di accessi, per permettere il mantenimento o meno di un servizio sanitario ospedaliero, e questo dovrebbe essere bypassato, perché è chiaro che i comuni, per esempio, che vivono di turismo o che hanno un passaggio molto repentino durante la stagionalità estiva e invernale, non possono essere considerati a livello di erogazioni statali, ma anche di accesso, nel caso, alle aziende ospedaliere, per numero di abitanti o per accessi medi, ma dovrebbero essere considerati anche nei momenti di picco, ad esempio. Mi riferisco al mio territorio, noi abbiamo fatto una battaglia, io sono stata sindaco e amministratore per 15 anni a Selva. Avete capito perché parla così? Perché l'ha provato sulla sua pelle, come le mamme che avevamo prima, cosa vuol dire fare il sindaco. Sestaro, devo chiudere purtroppo perché il tempo è tiranno e ho già forato tantissimo. Se vuole incontrarmi, il mio turno è domenica a Villa Margherita, che anzi ci tenerei tantissimo domenica pomeriggio, in maniera che le spiego bene com'è la situazione, perché secondo me dobbiamo fare tutto in squadra per dare veramente delle risposte a queste persone veramente molto provate, che hanno bisogno di essere portate avanti con le loro esigenze di giustizia. Grazie a Silvia Cestaro, consigliere regionale Lega Lista Zaia, grazie a Filippo Zaro, componente della segreteria provinciale di Treviso e segreteria regionale del Veneto, Federazione Italiana Autonomie Locali Sanità. Grazie, pubblicità. Grazie. Ringrazio veramente Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, secondo mandato Fratelli d'Italia, di essere con noi. Grazie sindaco di essere qui. Allora, lo sapeva di essere un pezzo da 90 per Fratelli d'Italia che lo candideranno? Ve lo dico io, così è stato scritto, un pezzo da 90. Allora, questa guerra del terzo mandato. Allora Ciriani, vogliamo sentire anche la sua. È d'accordo, non è d'accordo? Non è che forse dobbiamo imparare dall'America, ma ricopiare le cose giuste? 2 mandati, per quanto bravo sei, ce ne saranno altri anche forse di meglio, oppure è la stessa cosa di aria fresca? Lei cosa ne pensa, Ciriani?
Guardi, io sono abituato ad essere molto schietto, molto sincero, e le dirò che mi trovo tra l'incudine e il martello, perché ho un ministro che porta lo stesso cognome, a cui mi lega un legame familiare praticamente stretto, che è mio fratello, il quale proprio recentemente ha fatto una dichiarazione dicendo che nulla è eterno, e quindi anche il governatore Zaia, che è stato un ottimo governatore, potrebbe anche cedere il passo. Io credo che però tutto questo sia legato ai giochi della politica prima delle europee, perché non riguarda solamente il Veneto, riguarda il Friuli Venezia Giulia, riguarda l'Emilia Romagna, riguarda la Puglia, e conseguentemente per evitare scollamenti all'interno delle coalizioni questa partita secondo me si giocherà molto più serenamente dopo la campagna elettorale delle europee. Attualmente credo che sarebbe molto molto difficile trovare una composizione tra le diverse spinte che ci sono della Lega, di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico. Per decidere se un governatore possa governare più di 3 mandati sarà necessario sgomberare il campo dai veleni della campagna elettorale e attendere necessariamente giugno. Molto chiaro, Ciriani, però a mio avviso, e anche sentendo anche le persone, ecco, bisogna anche dare spazio ad altri, sennò diventa una dittatura, cioè, vuol dire concentrare il potere, non hai più stimolo. Passiamo di persone che sono 30-40 anni che sono là. Io capisco che uno ha fatto anche bene, ma ce ne saranno anche altri. Sai che noi abbiamo il proverbio: morto un papa gliene fa un altro, morto un re gliene fa 3. Cioè, capisce che... E io sono molto fiduciosa, perché vedo anche nei partiti, indipendentemente dal colore, ci sono delle persone veramente valide che devono andare avanti. Cioè non possiamo sempre fermarci perché è bravo, ma quanti è bravi che ne sei? Cioè cerchiamo anche di mandare avanti anche quelli per vedere se sono bravi, anche con idee nuove, forze nuove. Saluto anche Silvana Fanelli, collegata da Venezia, segretaria generale CGIL Veneto, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Ecco, io punto molto sui giovani, perché io penso, Fanelli, che in tutti i partiti ci sono, io li sento, li ascolto, li invito, ma sono veramente bravi, donne, uomini, ragazzi con le idee chiare, specialmente sindaci che dovrebbero fare più strada, quelli bravi, perché vengono premiati dalle persone, perché gli fanno fare il secondo mandato, perché hanno fatto bene. Ecco, c'è qualcosa che non torna, ecco, questa politica dei cerchi magici, sempre là, sempre quelli non sono più in regione, vanno in Europa. Intanto vediamo cosa hai fatto in regione, dopodiché vediamo se puoi andare anche in Europa, perché tutti sei bravi, ma io vorrei vedere anche i risultati veri e che ce li dicessero, e poi vediamo, perché con questi listini bloccati non è che siamo così liberi di votare chi vogliamo. Prego Fanelli, cosa ci racconta anche la situazione del lavoro, ad esempio, giovani? Beh, allora dobbiamo imparare a lasciare spazio ai giovani, a lasciare che sperimentino la loro attività, e per noi, come dire, i 2 mandati sono insomma un limite che non un limite che va mantenuto, perché aiuta anche al ricambio, a far crescere nuove persone, ad aiutare la partecipazione alla vita politica e sociale, altrimenti rischiamo, come diceva lei, che ci sia, come dire, un progressivo, come dire, allontanamento che già registriamo, e una presenza sempre delle stesse persone. Invece abbiamo bisogno a tutti i livelli di rinnovamento, di nuove forze, di nuove idee, di una visione diversa anche del mondo. Molto chiara Fanelli, ma parliamo anche dei problemi del lavoro, soprattutto delle morti del lavoro che coinvolgono tutti, non solo l'Italia ma l'Europa. Ma io, siccome vivo in Italia e vivo nel mio territorio, voglio parlare anche di quello che succede nel mio territorio. Abbiamo avuto dei numeri nel 2023 e abbiamo iniziato anche un 2024 non di sicuro bene. Ecco, questa superficialità, guardi che io anche l'altro giorno a volte dico: ma allora parliamo per niente, questi operai sopra questi tetti senza nessuna misura di sicurezza, ma chi controlla? Cioè la Mirella che deve gridare: scusa, ma il caschetto non te lo metti? E mi guardano come dire: ma cosa vuoi sta qua? Ma io glielo dico, poi sono fatta così. Però manca il controllo, non abbiamo personale da nessuna parte, abbiamo bisogno di controlli perché siamo il paese dei furbi. Questo bisogna dirle, siamo il paese dei furbi. Chi la fa più franca ha meno problemi di quello che si comporta bene. Prego Fanelli, poi sentiamo anche cosa dice il sindaco Ciriani. Allora, sul tema della salute e sicurezza del lavoro, come i dati sono
mi viene da dire drammatici, insomma anche l'ultimo incidente di questa mattina a Firenze ci lascia davvero sgomenti e serve un cambio di passo culturale da parte di tutti i soggetti che operano in questo ambito. Come diceva lei, l'investimento in organici e negli enti preposti non solo alla vigilanza e ai controlli, ma anche alla prevenzione. Se non c'è personale, se non investiamo negli enti preposti come l'INAIL, come lo SPISAL, come lo stesso INPS, se noi non investiamo negli organici, quindi nelle risorse umane che abbiano la possibilità di, prima ancora di attuare i controlli, che sono fondamentali e importantissimi, ma anche tutte le attività di prevenzione non si riescono a fare se gli organici sono ridotti all'osso e di conseguenza lasciamo spazio speriamo che io me la cavo e al non rispetto della normativa, perché purtroppo è inutile che facciamo finta di niente. Se non c'è il rischio del controllo, molte volte non ci si adegua alla normativa. Del resto le sanzioni che vengono pagate dalle imprese anche quando questi controlli vengono fatti per il non rispetto della normativa sono in costante crescita anno su anno. Questo la dice lunga sul come affrontiamo culturalmente il tema degli infortuni e degli incidenti sul lavoro. Siamo arrivati a un punto in cui o c'è un cambio di passo generale o rischiamo di accettare questi dati come un rischio calcolato in nome del profitto e dello sviluppo solo economico di un paese, e ci dimentichiamo che dietro ci sono persone, ci sono famiglie, c'è un'intera comunità che viene colpita da questi eventi. Allora, Sindaco Ciriani, lei fa parte di un partito molto importante, il Tevere ha superato il Po e anche il Piave è arrivato qui al nord, avete dei numeri che mai avresti immaginato, io penso, in così poco tempo, però siete stati premiati per la coerenza anche che avete avuto, siete riusciti a stare fuori dal governo, non avete partecipato, siete stati coerenti, questo ve ne è dato, ma ve ne è dato anche ospiti che io ho qua della sinistra, che hanno detto e soprattutto fate squadra, quello che non riesce a fare la sinistra, che litiga sempre, invece voi fate squadra. Ma la mia domanda è anche questa, Ciriani, dopo aver sentito anche questo, non so se lei ha seguito, ma io all'inizio ho avuto queste mamme che hanno perso i figli, che non hanno giustizia, questa giustizia che non arriva perché non c'è la certezza della pena anche nelle morti del lavoro. Ricordo Mattia Battistetti, questo ragazzo che è morto in maniera incredibile per questa superficialità che qualcuno ha avuto nel mettere in sicurezza i cantieri, ecco, di non vedere, non voler sentire, ecco, di non fare prevenzione, bisogna investire sulla prevenzione. Ecco, secondo lei, ecco, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, riusciranno a dare giustizia a queste tante domande che si pongono i familiari? Ma com'è possibile che ha ucciso 2 persone, 2 giovani vite, 7 anni, Ciriani, 7 anni? E guardi, poi ne beneficerà e se ne farà 2 e sarà anche tanto, poi addirittura gente che non fa un giorno di galera, e poi le mamme dicevano questa mattina troviamo in galera gente che non ha ucciso nessuno, no? Cominciamo a mettere quelli che hanno tolto la vita alle persone. Ecco, questo governo che deve dare molte risposte, perché voi avete fatto proprio una battaglia su questa sicurezza. Quando andremo noi le cose cambieranno, però mi sembra che siete in forte difficoltà, anche perché giocate con i nemici in casa, specialmente Salvini, voi andate da una parte e lui va da un'altra. Prego, Ciriani. Guardi, 2 considerazioni, una sulle morti che reclamano giustizia e un'altra sulle morti sul lavoro. Ha indubbiamente ragione, diciamo che occorre un cambio di passo dal punto di vista dell'approccio della magistratura, e cioè c'è uno slogan che dice nessuno tocchi Caino, però bisogna pensare anche ad Abele, cioè pur comprendendo che un ragazzo di 20 anni possa essersi profondamente pentito, deve anche pagare un prezzo nei confronti della comunità che ha offeso e nei confronti delle persone che non avranno più il loro caro. La sua vita potrà andare avanti, potrà rifiorire, quella delle persone che ha ucciso purtroppo non potrà più esistere, e conseguentemente occorre una pena proporzionata a quella che tu hai commesso, soprattutto se non sei più un bambino ma sei un ragazzo adulto. Ora, secondo me, quello che può fare il governo
e direi a Nordio di applicare i principi che ha promesso in campagna elettorale. Cioè non occorre inventarsi nuove leggi, basta applicare quelle che già ci sono, però in maniera costante. Non esiste che se tu commetti un reato, un furto, una rapina, dopo un giorno sei di nuovo fuori per strada vanificando anche il lavoro degli organi di sicurezza. Occorre che ad un reato corrisponda una pena certa e proporzionata a quella che hai fatto. E quindi credo che da questo punto di vista il governo nei prossimi mesi possa dare risposte più che puntuali rispetto alle esigenze di queste famiglie. Il secondo aspetto, le morti sul lavoro. Ho ascoltato quello che lei diceva, io lo condivido molto. Consideri che il Friuli Venezia Giulia, la Confindustria si era posto l'obiettivo di morti zero nel 2023. Ovviamente è rimasto solamente un auspicio. Che cosa bisogna fare? Beh, l'ha detto lei, bisogna fare sensibilizzazione e formazione nei confronti degli imprenditori, ma per una ragione, e cioè che se tu investi in sicurezza, di fatto investi anche nella tua azienda e avrai minori costi, perché la morte o un infortunio invalidante di un dipendente è un costo sociale ed è un costo anche per l'impresa e conseguentemente mettersi a riparo attraverso la prevenzione è sicuramente un aspetto fondamentale e qualificante. Il secondo è vero, c'è un fronte che è completamente sguarnito, quello dei controlli, cioè l'ispettorato del lavoro, chiamano così, che ha carenza di personale, che deve essere rimpolpato e fa i conti quotidianamente con le carenze di risorse per poter assumere personale. Il terzo, parlo per esempio per i dati del Friuli Venezia Giulia, riguarda un altro aspetto fondamentale delle politiche del lavoro. Se noi andiamo a vedere la quota di infortuni o di morti che avvengono cosiddetti incidenti in itinere, cioè mentre ci si sposta dal posto di lavoro verso altre mete, i numeri sono impressionanti. E in che orari avvengono questi incidenti? Quasi sempre negli orari di pausa pranzo, cioè quando magari la mamma deve correre a scuola o all'asilo a ritirare il bambino perché ha fretta. E questo ci porta alla necessità anche di attuare politiche serie, concrete, vere, di conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di famiglia per evitare che dover andare a prendere un figlio o fare la spesa e tornare al lavoro diventi un'occasione per magari un incidente mortale o che magari può segnarsi per tutta la vita. Allora andiamo a vedere anche queste immagini dell'archivio di Mattia Battistetti sul cantiere e qua vorrei che intervenisse Silvana Fanelli, questi genitori che non hanno pace, che non riescono a capire quando arriverà la fine del processo, questo rivivere in continuazione queste tragedie immani per questi genitori con prove schiaccianti, però funziona così. Passano mesi, passano anni, tu devi sempre rimboccarti le maniche, devi sempre andare avanti, riuscire a far sentire la tua voce per la giustizia, ma può continuare un paese a non mettere la certezza della pena quando ci sono prove schiaccianti e abbiamo i 4 gradi di giudizio e la Cassazione, l'unica in Italia ad avere la prescrizione, ma quando finirà per queste famiglie la tragedia? Perché bisogna capire anche cosa vuol dire entrare in un tribunale, rivivere, far sentire la tua voce, se sbagli una virgola ti riprendono perché è così. Ecco, cosa dice Fanelli? Ecco il rispetto della dignità della morte, soprattutto questa morte che ha dei costi, hanno messo i numeri sulla morte, i soldi, un parente, un zio, un fratello, un cugino, un figlio, ognuno ha una quota, ma invece di parlare veramente di certezza della pena per chi sbaglia, Fanelli? Guardi, la certezza della pena per chi sbaglia è un elemento sicuramente fondamentale, però mi permetta, arriva dopo, arriva quando l'incidente, l'infortunio c'è già stato. La nostra aspirazione, il nostro lavoro, i nostri interventi sono perché non si arrivi a quel punto. È chiaro che se succede poi serve una certezza della pena e la CGIL di Treviso è costituita parte civile in quel processo. Ma il nostro cruccio è che non si arrivi lì, cioè per noi non è un tema che è importante di certezze della pena e di pene più o meno severe. Servono gli interventi prima perché non si debba neanche arrivare a quella situazione, perché io capisco che a chi è successo vuole, come dire, chiudere il capitolo anche vedendo che chi ha sbagliato ha pagato, ma non gli ridà la persona a cui voleva bene, non gli ridà il figlio. La nostra azione deve essere, e l'azione del governo dovrebbe essere sul tema della prevenzione, non solo un tema di inasprimento delle pene,
perché con l'inasprimento delle pene non evitiamo che le cose succedano, serve un cambio culturale sulle norme per lavoro, sul precariato, sul tema degli appalti e subappalti, dove sappiamo che vengono per essere più competitivi economicamente, si cercano sempre scorciatoie. È lì che dobbiamo andare ad intervenire e a rafforzare le normative per impedire che si possano aggirare. Poi, se malauguratamente succede, serve la certezza della pena, ma se non ho evitato il fatto, la pena più o meno grave non risolve il dolore delle persone, non risolve il problema sociale, non risolve il dramma che vivono intere comunità. Questo è quello che noi chiediamo, interventi che sugli organici degli enti, come diceva anche il sindaco, gli SPISAL, gli ispettorati del lavoro, che non sono solo deputati, ci tengo a ribadirlo, sono deputati ai controlli, ma se avessero gli organici e le risorse necessarie potrebbero fare la prevenzione, che è quello su cui dobbiamo lavorare. Serve una presa di coscienza, di responsabilità sociale da parte anche dal mondo imprenditoriale, per il quale spendere dei soldi su salute e sicurezza non è un costo, come diceva il sindaco, è un investimento per l'impresa e per la società. Non sono soggetti avulsi dalla società, in cui l'unica cosa che serve alla società è che un'impresa faccia profitto. L'impresa ha una responsabilità sociale molto più ampia di quella di fare profitto, è quella di essere appunto responsabile del territorio, dell'inquinamento, delle persone che lavorano, di non creare un danno. Questi sono i temi che noi vogliamo vengano messi all'ordine del giorno, e non si può che partire, e chiudo, dall'inserimento della cultura della salute e sicurezza da insegnare a partire dalle scuole, altrimenti questo scatto culturale non lo faremo mai, non lo faremo mai. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio mortale a San Biagio di Calalta, qui a 2 passi dai nostri studi a Treviso, a San Biagio precisamente, e poi lo commentiamo. Andiamo a sentire. Il signore dentro laggiù, bocca aperta, vetro rotto davanti, e aveva... niente, è morto. C'è un altro che l'ha preparato, ha pensato a sentire il cuore, ma non sentiva niente. È stato probabilmente un malore a far perdere il controllo di questa Dacia bianca Giuliano Broggio, imprenditore in pensione di 73 anni, residente a Casera. L'auto si è così schiantata contro un albero lungo la strada Postumia Ovest, a Olmi di San Biagio di Callalta, poco distante dal confine con Silea. L'incidente alle 10 del mattino fortunatamente non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi in una delle arterie più trafficate della Marca. I residenti della zona non hanno sentito rumori né botti. Questo fa supporre che la Dacia procedesse a bassa velocità. Abbiamo visto arrivare le ambulanze e i vigili del fuoco, però non abbiamo sentito nulla proprio. Molto probabilmente si sarà sentito male, perché sì, di solito quando succede ogni tanto qui ci sono dei botti che fanno paura. Sul luogo della tragedia gli operatori del SUEM 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. Per i rilievi del caso, Broggio, padre di 2 figli, era titolare di un'azienda specializzata nella produzione di macchine agricole, l'Agridelta, a Ponte di Piave, e da lì era partito per rientrare verso casa nel territorio di Caser. Allora, ho fatto vedere questo servizio per far capire anche l'importanza di fare prevenzione anche con noi stessi. Se abbiamo dei problemi, se non ci sentiamo molto bene, cerchiamo anche di capire, di fare anche noi stessi prevenzione, di non essere così superficiali, devo andare al lavoro a tutti i costi, perché questi mancamenti ormai sono troppo frequenti, persone che si sentono male alla guida delle macchine. Ma anche questa mattina, sono 2 giorni che almeno qui da noi c'è una nebbia che la tagli col coltello.
senza fanali, sulle rotonde non si riesce a capire con tutti sti cartelli dove vanno, cosa fanno, perché non mettono neppure la freccia. Cioè questa guida proprio, ognuno esce di strada e si fa le proprie regole. Sindaco Ciriani, ecco, anche qua non dovrebbero essere delle regole certe, cioè qui se la prendono con questi dissuasori, ma se tu rispetti le regole non ti succede niente. Ma veramente io mi domando, ecco, anche voi sindaci che siete adesso nel mirino perché qualcuno pensa che vogliate solo fare cassa mettendo anche questi strumenti, invece dovete battere i pugni e pene veramente severe, a parte che c'è la tolleranza, ma l'abbiamo sentita ieri il sindaco Ciriani, perché nessuno ce l'aveva detto, che se anche vai a 54-55 all'ora non è che devi pagare la sanzione, ma nessuno l'ha detto, ecco, perciò tu vedi entro 3 giorni se non paghi vai a pagare subito, e questi sindaci che fanno questo dovrebbero essere denunciati, perché sai benissimo che non dovresti neanche mandare la sanzione perché c'è la tolleranza, e qua stendiamo un velo pietoso, perché questo vuol dire anche fare cassa. Ecco, però questo non rispetto delle regole, qua il governo deve intervenire, non può essere che ognuno la mattina esca e si fa le proprie regole, dalle baby gang a quelli nelle... cioè chiunque, cioè non può funzionare così, un paese non regge, la paura. Prego. Prego, sindaco. Dicevo, dipende molto dalla civiltà e dal rispetto alla buona educazione degli automobilisti. Io sono sindaco, le posso garantire che quotidianamente ho le lamentele, le proteste dei cittadini che dicono in queste strade si corre come i matti, ma nel momento in cui passi dalla parte della prevenzione a quella sanzionatoria apriti il cielo perché hai ricevuto una multa. Beh, la multa non te la diamo perché ci fa piacere, ma te la diamo se tu non rispetti il codice della strada. E devo dire che purtroppo negli ultimi anni gli introiti e le sanzioni sono aumentati vertiginosamente proprio a causa del mancato rispetto dei cittadini delle comuni regole di buonsenso al di là del codice della strada. Per quanto riguarda invece le baby gang, o la mancanza di quello che una volta è il senso comune del rispetto, no? Anche dell'autorità, dei poliziotti, perché anche qui abbiamo fenomeni che francamente ci fanno preoccupare. Io torno al discorso di prima, e cioè da un lato occorre sicuramente l'intervento incisivo da parte della polizia, anche della polizia locale, però mi permette di dire una cosa. Qui il problema sta anche nell'interpretazione che la magistratura fa di alcuni reati. Noi qui a Pordenone abbiamo avuto dei reati che ci hanno fatto impensierire, però la persona arrestata dalla polizia mortificando e avvilendo indagini, ricerche e arresti è stato poi quello di trovarselo per strada 48 ore dopo. Per cui dico, ritorno al principio di prima, secondo me il Ministro della Giustizia fa bene a dirlo, adesso deve parare parole ai fatti, che dinanzi ad un reato che crea inquietudine in una comunità tranquilla come quella di Pordenone, può essere quella di Treviso, di Calicattì, occorre una sanzione che sia proporzionata. Se io prendo un poliziotto, gli sputo in faccia e poi magari rubo il cellulare al primo che passa, beh, non posso pensare di essere fuori dal carcere dopo un giorno, o addirittura di non andare in carcere, oppure di essere recidivo 6-7 volte per reati che il magistrato ritiene minori, ma che minori non sono, perché sei entrato in un negozio, perché hai minacciato, perché hai spaccato la vetrina, perché hai creato un danno, e come punizione ti viene dato, vuol dire, un ammonimento di cui francamente si può fare tranquillamente a meno, anziché avere una sanzione certa. Ecco, da questo punto di vista c'è una promessa da parte del Ministro Nordio che io credo, appena terminata questa fase un po' concitata del governo, impegnato su più fronti, troverà sicuramente applicazione. Lo si deve fare per rispetto nei confronti dei cittadini e per restituire un po' di autorevolezza e sicurezza anche alle forze dell'ordine, che oggi lamentano proprio una misura un po' più incisiva per il loro lavoro. Allora, Ciriani, ho un banco solidale, faccio questi percorsi rieducativi anche con la procura e con i tribunali. Allora, se un percorso educativo per loro vuol dire venire al mio banco solidale o altri banchi solidali, dare una borsa alle persone bisognose, stai là un'ora e hai risolto il problema, io penso che proprio non ci siamo assolutamente. Come non ci siamo neanche a portare a passeggio gli anziani, poveretti, diversamente ai giovani, come li chiamo io, e hai risolto il problema. Allora, io ho posto un quesito a una giudice donna, ma scusate, questi ragazzini che fanno queste cose, visto che piace tanto fare a cazzotti, perché noi facciamo fare le arti marziali, sport, li stanchiamo veramente fisicamente. Voglio vedere se dopo 3-4 ore di allenamento hanno così voglia di fare ancora i bulletti. Sa cosa mi ha risposto?
che non si può obbligare un ragazzino di 14 anni a fare sport. Allora capisce che non andremo da nessuna parte, perché questi sono più furbi che santi, più santi che furbi, e lo sanno benissimo che tanto qual è il problema? Faccio quello che voglio, genitori che difendono l'indifendibile. L'altro giorno ho avuto un sindaco, lo dico anche a Fanelli, che ha detto che nonostante il video che faceva vedere che era suo figlio, questo continuava a dire non è mio figlio. No, questo non è mio figlio. Capisce che arriviamo al punto di difendere l'indifendibile, arriviamo al punto che addirittura questi, adesso vediamo questo servizio che era quello che volevo farlo vedere ma abbiamo visto uno solo, questo schianto a Vazzola, andiamo a sentire, andiamo a vedere. Non l'ha visto. Ha sentito solo il colpo e si è fermato. Mago. Lo sguardo frastornato verso la strada, le parole che escono quasi a singhiozzo. Non si dà pace, sconvolto per quanto appena accaduto. Poco meno di un'ora prima, il 78enne di Tezze ha travolto con la sua Panda un operaio pugliese di 51 anni che stava posando la fibra ottica lungo via 4 novembre a Vazzola. Un impatto talmente forte da scaraventarlo a diversi metri di distanza. Il caschetto giallo finito sul campo adiacente, sulla strada, gli scarponi, mentre il parabrezza della vettura racconta di uno scontro violentissimo. Sono da poco passate le 18:30 quando l'anziano del posto investe il dipendente della New Horizon di Avigliano, in provincia di Potenza. L'uomo era sceso dal mezzo su cui stava lavorando e si trovava a ridosso della strada che porta all'incrocio con via Campagnola. La Panda arrivava da Tezze verso Vazzola quando l'ha investito. Lei mi diceva prima non si è accorto di nulla. No, io sentì il colpo solo. E poi un segnale a 20 metri da là, a 30 all'ora. Sì, rallentami, ma... Sì, quindi lei ha visto che c'era il cantiere, ha rallentato. Sì, basta. L'anziano, pur sotto shock, si ferma subito e chiama i soccorsi. In poco tempo arrivano il SUEM e i carabinieri che chiudono la strada. Il 51enne di Bitonto è ancora vivo, ma le ferite sono gravissime e le condizioni disperate. È l'elisoccorso a trasportarlo d'urgenza in ospedale a Treviso, mentre gli uomini dell'Arma cominciano a effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze, prima fra tutte quelle del 78enne. Andavo piano, continua a ripetere l'uomo, ho rallentato quando ho visto il cartello dei 30 all'ora. Mi diceva prima non le è mai successo una cosa del genere. È 60 anni che corri in macchina, io patente. A conoscerlo bene è il sindaco Giovanni Zanon. La velocità era sicuramente bassa perché la persona che l'ha investito è una persona molto tranquilla che che la conosco e che quindi è un tipo molto molto calmo e per cui non credo abbia avuto velocità elevate. La strada è rimasta chiusa 2 ore per permettere i rilievi. Al Cafoncello l'operaio versa in condizioni ancora molto gravi. La speranza è che riesca a migliorare e a non trasformare questo dramma nell'ennesima tragedia lungo le strade della Marca. Fanelli, ma ha visto in che condizione lavorava questo uomo? Ma ha visto in che condizione? Buio pesto, con cartello della miseria? Cioè, ma si rende conto che stiamo parlando di prevenzione e cosa ci ritroviamo? Lasciamo stare il privato, ma anche il pubblico? Cioè, stiamo parlando di strade anche importanti? Cioè, ma si rende conto che qua, è come dicevano le mamme, a chi non tocca è una superficialità incredibile. Ma dove sono i controlli? Ma come si deve lavorare su una strada? Ma capisce perché parliamo tanto di prevenzione e poi nessuno la mette in pratica? Prego Fanelli, veloce, perché sono in chiusura. Sì. Allora, questo è un incidente sul lavoro, non è un incidente un incidente stradale, questo è un incidente sul lavoro, ma è quello che dicevo prima. Va bene i controlli, ma se gli appalti anche del sistema pubblico sono sempre al massimo ribasso e quello su cui si risparmia è il costo del lavoro, i tempi di lavoro, l'organizzazione di un cantiere, perché quello era un cantiere, e si risparmia su tutto perché bisogna fare in fretta e perché bisogna guadagnare il più possibile. Non ci saranno controlli che reggano. Basta, e questo Fanelli, è un tema. perché devo chiudere, devo salutare anche il sindaco. Bene, ma ci sentiremo ancora Fanelli. Sindaco Ciriano, veloce, come ci saluta Ciriani? Beh, allora sono d'accordo, però io non credo che il problema stia negli appalti al massimo ribasso, perché in realtà
la formula più privilegiata ai suoi comuni è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proprio per evitare di trovarci in questa situazione. Dipende molto dalla cultura della singola impresa. Noi per esempio qui a Pordenone abbiamo un accordo con la Guardia di Finanza e noi stessi come comune andiamo a controllare gli appaltatori per verificare che ovviamente rispettino tutte quante le regole. Torniamo al discorso di prima, occorre una cultura di impresa che investa nella sicurezza, sapendo poi che quello che è successo rovinerà la vita del 78enne, ma rovinerà la vita anche dell'impresa, perché andare a ripagare i danni morali, psicologici e anche economici della presumibile morte di una persona, non sono una cosa secondaria. Grazie, devo chiudere. Grazie Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, secondo mandato Fratelli d'Italia. Grazie a Silvana Fanelli, segretaria generale CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Grazie Giuseppe, non ce l'ho fatta passare la telefonata. Grazie alla posta di Mirella.